Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. In questo giovedì vedremo la nostra rassegna stampa, le previsioni del tempo e avremo anche i nostri collegamenti esterni nella nostra città, quindi cominciamo subito come facciamo di solito appunto dalle previsioni del tempo con il sito dello Smeralpa, visto che la situazione per oggi è quella di allerta di colore arancione per la nostra regione, in particolare gialla per la zona di Trieste. Ma andiamo a vedere subito la situazione generale. Giovedì oggi una depressione atlantica determinerà flusso di aria umida e mite nei bassi strati, portando a marcata instabilità sulla regione. Quindi per oggi, lo vediamo anche nella grafica piuttosto significativa, giovedì 16 maggio previsione incerta, nella notte al mattino possibili piogge stazionarie intense o molto intense, specie sulla pianura prealpi carniche. Le piogge temporalesche continueranno più attenuate e intermittenti durante il corso della giornata, ma saranno in nuova intensificazione dal tardo pomeriggio e fino alla notte, quando saranno possibili temporali localmente anche forti, specie su pianura, costa e prealpi. Questa è la previsione. Andiamo a vedere anche la giornata di domani, venerdì 17. Cielo nuvoloso sulla zona montana, variabile in pianura, poco nuvoloso sulla costa. In giornata rovesci e temporali sparsi, più probabili tra le prealpi e la pianura nel pomeriggio. Le piogge saranno quindi in genere moderate o localmente abbondanti. Vediamo ancora sabato un miglioramento, cielo in genere poco nuvoloso con nuvolosità più consistente verso la zona montana. Nel corso della giornata rovesci sparsi e intermittenti anche temporaleschi più probabili nel pomeriggio verso la zona montana. Soffieranno venti di brezza. Questa è la situazione del meteo per i prossimi giorni. Allora ora andiamo a vedere invece le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Cominciamo come facciamo di solito con il Piccolo di Trieste, poi vedremo anche l'edizione di Gorizia Monfalcone. Allora in primo piano sul Piccolo oggi un focus sulla casa, calano gli aiuti per la casa, decise dal governo altre restrizioni per il bonus ristrutturazioni, nuovi tagli alla percentuale delle detrazioni in caso di lavori dal 50% scenderanno fino al 30%. Ancora Europa sotto shock, la notizia che troviamo un po' su tutti i giornali, attentato contro il premier, in fin di vita lo slovacco Fico, il premier slovacco. Poi ancora ricorso accolto, Ilaria Salis andrà ai domiciliari a Budapest, il caso. Vediamo le notizie di Casa Nostra, commenta il procuratore De Nicolo, bisogna intervenire sui minori stranieri. Ancora campi e palestre, la Cittadella Summer si inaugura il 6 giugno e accusa di pedofilia, processo da rifare per l'ex allenatore. Vedremo un po' tutto anche nelle pagine interne, ma andiamo a vedere anche la notizia che è corredata da questa foto impressionante. In Istria a fuoco 22 barche nella marina di Medolino, un luogo molto conosciuto naturalmente della costa istriana, della zona di Pola. Ancora l'omicidio Cecchettin, premeditazione, crudeltà, Turetta rischia l'ergastolo, l'assassino appunto di Giulia Cecchettin. Torniamo a vedere ora come vi dicevo, oltre alla riserva di piante per Miramare, qui vediamo gli studenti degli orti voluti da Massimiliano. Ieri c'è stata questa piantumazione particolare, la messa a dimora delle piante monumentali, sono i cloni praticamente delle piante monumentali del parco di Miramare, ma dicevo andiamo a vedere la prima pagina della edizione di Gorizia Monfalcone che cambia appunto per gli approfondimenti su Gorizia, corsi di inglese e social, così gli albergatori si attrezzano per Go 2025. Poi inquinamento colposo a Monfalcone, A2A esce dal processo, qui vediamo la centrale termoelettrica e poi ancora la casa di riposo di Grado, la società di gestione mette in mora il comune. Queste le notizie principali. Andiamo a vedere ora le prime pagine dei quotidiani nazionali, eccoli qui. Allora, Corriere della Sera, spari a un premier, shock in Europa, Slovacchia ha colpito il leader populista Fico, è gravissimo, arrestato un poeta attivista politico, l'agguato in strada con 5 colpi di pistola, condanna unanime da Biden a Putin,
Meloni, attacco alla democrazia e alla libertà. C'è anche in prima pagina, vediamo la scrittrice triestina Susanna Tamaro, dico no alla caccia senza limitazioni. Ancora per la Coppa Italia, invece per lo sport, Atalanta KO, Vlahovic goleador, la festa è della Juve. Esondazioni e allagamenti, Milano, soccorsi con i gommoni, addirittura per il maltempo che sta imperversando sul nord Italia. Ancora Salis, sia i domiciliari, ma il papà critica Roma. Ha accolto il ricorso, rientro in Italia, i nodi. Ilaria Salis quindi lascerà il carcere di massima sicurezza ungherese, resterà ai domiciliari però a Budapest. La candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra dovrà indossare il braccialetto elettronico. Accolto il ricorso dei legali, fine di un incubo ma la battaglia continua. Il padre dice ai ministri italiani assenti, Ilaria è entusiasta di uscire, la speranza di poter fare presto rientro in Italia. E ancora invece il delitto Giulia, il delitto fu premeditato, il PM e l'accusa a Filippo Turetta. Anche qui vediamo il caso Superbonus, chiesto il voto di fiducia. E ancora Liguria, il centrodestra pensa già al dopo Toti. Repubblica, Spinelli ammette ho pagato Toti, proprio qui il caso Liguria in primo piano, l'inchiesta di Genova, poi Lega e Forza Italia favorevoli al finanziamento pubblico. L'attentato al premier slovacco, sangue nel cuore d'Europa, spari contro Robert Fico colpito da 3 proiettili all'addome dopo una riunione, operato d'urgenza in coma farmacologico. L'aggressione ad Handlova da parte di Juraj Cintula, oppositore politico di 71 anni, poeta e pensionato diventato killer. Mattarella, fatto gravissimo per tutta l'Unione Europea, Putin indignato. Povertà, livelli record, l'Italia divisa tra nord e sud. E poi ancora se il governo dimentica le disuguaglianze e il commento. Ancora la Juventus vince la Coppa Italia e salva la stagione. Il Sole 24 Ore, rally delle borse, Wall Street record, questo è il focus, il primo piano, poi Stellantis, lento addio all'Italia, il 1 milione di auto e un miraggio. E anche qui naturalmente l'attentato Slovacchia, attentato al premier, Robert Fico in pericolo di vita. Andiamo ancora sulla Stampa, spari al premier slovacco, Fico vuole la dittatura, colpito al petto all'addome, i medici dopo l'operazione, lotta per la vita. Ilaria, qui vediamo Ilaria Salis, ai domiciliari, protestare serve, dice l'intervista a Roberto Salis, il padre. Spinelli, a Toti ho dato 40.000 euro, anche lui veniva a Monte Carlo, per quanto riguarda quella che è stata ribattezzata la nuova Tangentopoli. E ancora le inchieste di Bari a Genova, De Caro dalla destra, 2 pesi e 2 misure. Ancora libertà di stampa, missione UE a Roma per quanto riguarda l'informazione, qui la bella foto con un titolo significativo, signora d'Italia, la miglior Juve dell'anno, batte l'Atalanta e si aggiudica la sua 15ª Coppa Nazionale. Il Fatto Quotidiano, Meloni e Schlein, niente duetto, truffa da Vespa, no dell'Agicom, via libera solo se c'è il sì del 51% dei leader, ma non c'è. Una sberla per 3, i no di 5 Stelle, Forza Italia, Azione, AVS fanno saltare Alleanza Verdi Sinistra fanno saltare il duello e il precedente con Letta, quindi salta questo duello televisivo. Poi ancora Spinelli, pagai Toti perché si interessò, c'è pure il tapis roulant da 29 milioni. Vediamo il Giornale, il governo Meloni fa scarcerare la Salis, le polemiche con Budapest ai domiciliari grazie all'Italia, ma il padre attacca Tajani e Nordio. Poi ancora attentato al premier slovacco, Fico in coma, lotta tra la vita e la morte, Europa sotto shock. Il sindaco di Genova e il reggente Piana, noi andiamo avanti, l'inchiesta in Liguria. Ancora vediamo Libero, Salis scarcerata, papà ingrato, anche qui il titolo è centrato su questo fatto, compagni ipocriti, il governo media, la candidata di AVS ottiene i domiciliari in Ungheria, ma il padre critica l'esecutivo e la sinistra si accoda, intervista
intervista a Tajani in merito della nostra ambasciata. E poi l'imprenditore: da Spinelli più soldi al PD che a Toti, l'imprenditore ha versato a Dem e Burlando 125.000 euro. Poi ancora le elementari, pure i bimbi in gita finiscono a cantare slogan pro Gaza, è successo nel torinese. Poi il duello in TV fra Giorgia Elli ora è a rischio. Domani assunzioni, fatture e consulenze, rapporti tra Santanchè e La Russa, le carte su Visibilia, la ministra e i dipendenti, lavorate come prima ma con metà stipendio. E poi attentato a Fico, Slovacchia sotto shock, il premier conservatore lotta tra la vita e la morte, è stato ferito con colpi d'arma da fuoco sul petto, fermato l'aggressore, secondo i media locali sarebbe un 71enne di sinistra, subito fermato dagli agenti. Questi alcuni dei titoli principali oggi sui giornali, sui quotidiani italiani. Allora torniamo sul piccolo di Trieste, qui naturalmente troviamo ancora l'attentato a Fico, premier slovacco gravissimo, un attivista di 71 anni, esploso contro di lui alcuni colpi di pistola, la condanna di Biden, Putin e dell'Unione Europea. Ma andiamo rapidamente alle pagine della cronaca triestina per vedere appunto le notizie principali di casa nostra. Eccole qui. Allora, qui c'è la pagina dell'economia, ancora un attimo di pazienza. Eccolo qui, Trieste. Allora, c'è un approfondimento con un'intervista al procuratore De Nicolo, che dice: disagio e criminalità, intervenire sui minori stranieri. Il capo della procura il 17 giugno va in pensione dopo 43 anni di servizio, e sul caso Resinovic dice: nulla da rimproverarmi, solo clamore da chi dice di averle voluto bene. Se Trieste ha ormai gli anticorpi per tenere a bada i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, non ha quelli per arginare la microcriminalità giovanile straniera, che tra risse, coltellate, pestaggi e rapine con martelli e spray al peperoncino evidentemente tanto micro non è. C'è una recrudescenza, ammette il procuratore Antonio De Nicolo, che sull'orlo del pensionamento è costretto ora a impegnare i suoi PM e gli investigatori delle forze dell'ordine per fronteggiare un fenomeno finora sconosciuto a Trieste di queste dimensioni almeno. Per De Nicolo il 17 giugno sarà l'ultimo giorno di lavoro, ne ha visto di cose, insomma, e qui c'è tutta l'intervista che gli fa Giampaolo Sarti sul piccolo. Il caso Resinovic, ad esempio, gli chiede Giampaolo Sarti: le toglie il sonno non me lo toglie, e siccome in tutto questo clamore c'entra il comportamento di chi afferma di aver voluto bene a questa povera signora e non perde occasione di andare in TV come caso mediatico, non mi affascina affatto. La richiesta è la riproduzione della memoria difensiva. Io so come ha lavorato la squadra mobile, dice il GIP nella premessa della sua ordinanza, ha puntualizzato che gli inquirenti hanno dato il massimo. La memoria difensiva poi posto alcune osservazioni su attività da incrementare ulteriormente, le stiamo svolgendo. Questa è la risposta professionale del procuratore. Ancora vediamo un ritratto, insomma, della protagonista di questa intervista. Poi ancora invece il caso, l'allenatore accusato di pedofilia, ricorderete il caso, sentenza annullata, tutto da rifare, decisione presa dalla Corte d'Appello per vizi procedurali, l'uomo torna libero dopo 3 anni e mezzo. In primo grado la condanna 10 anni, nel processo erano stati sentiti 15 minori, quindi sentenza di condanna annullata per un vizio procedurale, processo da rifare completamente con l'ex allenatore, quello delle giovanili del San Luigi Calcio, accusato di atti sessuali su 15 minori della squadra, che torna libero. Bisognerebbe per un momento entrare nella testa delle mamme, dei papà, insomma delle famiglie e soprattutto di quei ragazzini, per capire cosa ha significato la lunghissima giornata di ieri nel Palazzo di Giustizia di Trieste: rabbia, delusione, sconforto. Quindi tutto da
da rifare per questo processo su un caso davvero clamoroso. Parliamo della cittadella sportiva di Summer, che il 6 giugno si inaugura la sistemazione, qui vediamo, della nuova cittadella dello sport. L'avevamo visitata qualche tempo fa anche noi, un'operazione che vale circa 6 milioni, quasi tutti investiti dall'imprenditore. L'impianto di Vialocchi recuperato in project financing assieme al municipio, 4 palestre interne e 6 campi esterni di padel, tennis, basket, volley e pickleball. Poi ancora vediamo il Rotary celebra il centenario restaurando la statua di Verdi, il monumento dei primi del Novecento in piazza San Giovanni riportato a nuova vita. Ha pubblicato un libro anche sulla storia dell'associazione, poi quello sull'architettura, fondato su iniziativa dei 2 imprenditori di lingua inglese Amodeo e Greenham, il secondo club più antico d'Italia, nato dopo Milano, questo per quanto riguarda il Rotary cittadino. Poi ancora invece vediamo la mobilitazione di CGIL e FIALS, ne abbiamo parlato anche noi nel telegiornale di ieri sulla questione dei consultori, sciopero e nuova petizione per la difesa dei consultori. Vediamo qui la manifestazione in Campo San Giacomo e noi ieri abbiamo seguito questa manifestazione e lo sciopero che è andato avanti per le 24 ore del personale dei consultori cittadini dopo la decisione di Asugi di accorparne 2 su 4 e quindi le proteste sono cominciate da parte non soltanto sindacale, in questo caso a promuovere la manifestazione erano CGIL e FIALS. Non so se è possibile rivedere il nostro servizio, non lo vedo ancora pronto, allora andiamo avanti. C'è un'altra questione di cui ci siamo occupati ieri, ovvero la piantumazione da parte dei bambini, fra l'altro di una scuola elementare della seconda classe della scuola Rossetti di Trieste, di alcune piante storiche ricavate appunto dalle piante monumentali del parco di Miramare negli orti di Massimiliano. Vediamo se siamo in grado di farvi rivedere il nostro servizio sulla piantumazione degli alberi all'interno del parco di Miramare. Anche in questo caso non vedo ancora il servizio pronto, vado avanti, poi magari il rundown sicuramente è presente, l'abbiamo realizzato nella giornata di ieri, quindi andremo a vedere anche questo, di risolvere questa situazione. Allora andiamo avanti con la rassegna stampa, magari era il caso magari di saperlo prima. Allora, aula, natura e spazio ambiente per i bimbi ricoverati al Burlo, anche in questo caso particolare ci siamo attivati con i nostri servizi. Il progetto del WWF apre nel giardino dell'ospedale infantile 125 metri quadrati dedicati. Allora vediamo il diritto allo studio e la sensibilizzazione dell'ambiente dove imparare a conoscere la natura sono essenziali per i bambini ricoverati che non possono seguire il programma scolastico e di conseguenza non accedere agli spazi verdi e alla socializzazione. Proprio per risolvere questo importante limite che a Trieste arriva il progetto Aule Natura promosso dal WWF, che per la prima volta in Italia viene inserito all'interno di un ospedale pediatrico, l'IRCS Burlo Garofolo, un progetto sostenuto dal 2021 da Procter & Gamble nell'ambito del programma di cittadinanza d'impresa PEG per l'Italia, che sta attuando azioni di sostenibilità ambientale in tutta Italia. Quindi è stato inaugurato ieri lo spazio verde che vede coinvolti 125 metri quadrati del giardino del Burlo, grazie al progetto dell'architetto Romana Kacic-Liden, che ha voluto creare un percorso definito di un ambiente umido rappresentato da uno stagno artificiale e il giardino delle farfalle realizzato con fiori nettarini e piante nutrici, e un ambiente secco con le piante aromatiche e succulente. Davvero una bella realizzazione che poi magari vi faremo rivedere ancora
nei nostri servizi che sono andati in onda nel telegiornale di ieri sera. Vediamo ancora altre notizie, sempre nelle pagine del Piccolo di Trieste. Torna Amber Wine Festival con 40 cantine locali e internazionali. Il 25 maggio l'evento dedicato ai vini bianchi macerati sarà l'avvio del programma Il San Giusto del Gusto. Torna la terza edizione della manifestazione enogastronomica al Castello. Ancora in programma sabato, FIPE lancia la giornata della ristorazione tra sapori e solidarietà. Rafforzare valore e ruolo della ristorazione, delle gastronomie e delle tante eccellenze di gusti e sapori locali, dedicando al contempo particolare attenzione al tema dell'accoglienza, elemento fondamentale per un'ospitalità di livello. Questi gli obiettivi della giornata della ristorazione, un evento organizzato a livello nazionale dalla FIPE. Ancora sempre sulle pagine del Piccolo di Trieste, poi andremo a vedere quello di Gorizia Monfalcone, una notizia di cronaca. Stalker evade dai domiciliari e ritorna sul luogo del reato. L'uomo prende di mira un locale in largo Bonifacio e poi finisce in carcere. Una vicenda abbastanza complessa, evade dai domiciliari ma la polizia locale lo pizzica in largo Bonifacio, così uno stalker 25enne ora è finito nel carcere del Coroneo. Una vicenda che vi abbiamo raccontato anche noi. Ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della polizia locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Chi abbiamo al telefono quest'oggi? Buongiorno. Buongiorno Bucarella De Grassi. Buongiorno al commissario Fulvio De Grassi. Allora, quali sono le segnalazioni che possiamo avere oggi e qual è la situazione della mattinata odierna? Diciamo innanzitutto che per fortuna almeno al momento, almeno questa mattina non dovrebbe piovere, c'è un po' di vento di bora, non abbiamo notizie di eventuali danni provocati dalla stessa, che soffia comunque moderatamente. La nottata è trascorsa per quanto ci riguarda relativamente tranquilla, niente di particolare da segnalare in quanto a incidenti o d'altro. Come nota per la giornata odierna, una è già arrivata, ci sono 2 navi da crociere, giungeranno a Trieste, ripeto, una dovrebbe già essere arrivata alle 5, una in stazione marittima e una invece in Moglio Settimo, comunque in Porto Nuovo. Ci saranno dei movimenti di bus per i crocieristi che dal Porto Nuovo si recheranno verso la zona della stazione marittima o anche della stazione ferroviaria. Abbiamo predisposto un servizio, diciamo, di accompagnamento di questi bus. Per il resto al momento, da quanto posso vedere dalle telecamere, il traffico è tranquillo, ripeto, il manto stradale si sta asciugando, almeno questo è un elemento che aiuta sicuramente nella guida ripeto, al momento non abbiamo altre particolari cose da segnalare. Allora, queste le segnalazioni, noi ringraziamo il commissario De Grassi per le sue informazioni. Buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. E noi procediamo ancora una volta, andiamo avanti ancora a leggere i giornali. Dunque, torniamo sul Piccolo però di Gorizia e Monfalcone. Come vi dicevo, l'edizione isontina del giornale, del quotidiano locale. Siamo sulla pagina di Monfalcone e si parla della centrale termoelettrica. Inquinamento colposo in centrale, via il processo ma senza A2A. Non luogo a procedere per la società. Resta coinvolto con l'accusa alleggerita l'ex direttore Scottoni. Questa la vicenda. La società A2A Energia Futura esce dal procedimento penale in relazione all'ipotesi di accusa di inquinamento colposo per la centrale a carbone di Monfalcone. A restarci invece l'ex direttore dell'impianto termoelettrico, l'ingegner Roberto Scottoni, per effetto di una buona parte delle indagini inquirenti dichiarate inutilizzabili. Il relativo materiale e struttura
istruttorio che è stato espunto dal fascicolo del pubblico ministero ne alleggerisce la posizione. Insomma, questa è la vicenda che sta tenendo banco a Monfalcone. Anche qui vediamo un'intervista a De Nicolo, perché è appunto di origine goriziana e viene riportato anche qui, ma c'è anche la notizia del finto avvocato, la truffa a una coppia di anziani. Ancora una volta, l'avevamo detto anche il giorno prima, avevamo riferito di una notizia molto simile, la classica truffa telefonica che ci riferite magari tante volte anche voi nelle vostre segnalazioni. Qualcuno si finge ora un carabiniere, ora in questo caso appunto un avvocato, per cercare di estorcere denaro o gioielli alle persone malcapitati, e in questo caso è stato arrestato dalla polizia un 22enne. Il questore di Ruscio dice: alzate la guardia e non aprite agli sconosciuti, perché in questo caso si trattava proprio di una presenza. Proprio allora sarà perché la popolazione è in larga parte anziano, perché da queste parti, dalle parti di Gorizia, la parola raggiro non fa parte del vocabolario comune, ma l'Isontino si conferma terra di truffe. Allora vediamo che cosa è successo. Tutto inizia il 15 aprile, quando vengono segnalati alla sala operativa alcuni tentativi della questura, alcuni tentativi di truffa della tipologia del finto avvocato. Lo schema è consolidato: telefonata alla vittima per informarla di un incidente a un congiunto, la richiesta di soldi per ottenere la sua immediata liberazione dall'arresto. Alla luce delle informazioni raccolte è stato predisposto un servizio di osservazione. L'attenzione si è concentrata su un sospetto non residente in città, che nelle ore precedenti era stato controllato dalla Polfer, e quindi l'uomo è stato pedinato sino a quando non è stato visto entrare in un edificio in via dell'Ospitale, per uscirne tenendo in mano un sacchetto. Prontamente fermato, è stato perquisito, aveva 150 grammi di monili in oro, evidentemente frutto di attività illecite, per un valore ricompreso tra i 7.000 e i 10.000 euro. Questo è successo a Gorizia, mentre torniamo appunto a Trieste. E vediamo che c'è anche, per quanto riguarda il dibattito politico per le prossime amministrative. Fra l'altro avremo ospite in studio il candidato sindaco di Monrupino per il centrodestra nella seconda parte della nostra trasmissione, Fabio Tognoni. Qui invece c'è Coretti che si presenta a San Orligo, il candidato del centro-sinistra. Sono antifascista e di sinistra, ha detto il candidato PD Slovenska Skupnost, 5 Stelle adesso Trieste e Rifondazione. Non sono un politico, credo nei giovani, aprirò le porte del nostro municipio. Poi naturalmente stiamo seguendo anche tutti gli altri candidati. Un ingresso senza barriere invece per il municipio di Muggia. Vediamo via libera, rifacimento dell'accesso al Palazzo del Comune in centro storico. Il progetto prevede 2 nuove rampe e l'eliminazione dello scalino del portone. Questo è il cantiere che è in corso da lunedì. Inizieranno lunedì gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche del Palazzo Comunale di Muggia. Abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, sono Paolo di Muggia. A proposito di truffe, proprio mi è venuto, non so come sono riusciti a recepire il mio numero e la mia email sul mio cellulare, mi hanno detto che erano di Amazon e volevano un importo pari a 200 ai 2000 euro per entrare nelle azioni di Amazon. Invece, dopo informandomi sia con la banca e anche con gli enti preposti, mi hanno detto che era una semplice truffa. Capito, quindi le hanno telefonato dicendo di essere di Amazon e pretendevano da lei tra i 200 e i 2000 euro? Sì. Ho capito, per delle operazioni che magari spesso... No, per degli investimenti che dopo avrei ricavato io di più soldi, e doveva essere imminente, non potevo aspettare più di 8 giorni.
Capito, quindi le mettevano anche fretta, ecco. Ha Sì. fatto bene a raccontarcelo, perché questa è una modalità ancora diversa, no? Di tentativo di truffa rispetto a quella che leggevamo poco fa, e comunque fate attenzione anche a richieste appunto di soldi attraverso il telefono, perché soprattutto quando viene messa a fretta la truffa è dietro l'angolo. Ringraziamo il nostro telespettatore per averci raccontato questo fatto, e mi raccomando, insomma, sempre in guardia. Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la rassegna stampa, con i nostri servizi, a fra pochissimo. Bentornati in diretta ancora con la nostra rassegna stampa del mattino. Torniamo a leggere i giornali. Per quanto riguarda i paesi, stavamo leggendo proprio questa pagina, la pagina dei paesi a noi vicini, vicini nella ex provincia di Trieste. Abbiamo visto le realizzazioni anti-barriere architettoniche a Muggia, ma c'è anche uno sportello del lavoro che apre una nuova sede a Duino Aurisina, l'accordo tra Regione e Comune. Poi ancora il cambio del medico ancora possibile al distretto di Aurisina, ne parlavamo qualche giorno fa. La possibilità per quanto riguarda il medico di base: restano a disposizione gli uffici del distretto sanitario di Aurisina al numero 108/D per i pazienti che dovranno cambiare medico di famiglia a causa del trasferimento del dottor Luigi Grasso. Sono sempre adempimenti piuttosto complessi e fastidiosi per tante persone. Allora, torniamo sempre leggendo appunto il giornale, il Piccolo, alla questione dello stalker che evade dai domiciliari e ritorna sul luogo del reato. È stato nuovamente fermato ed è finito in carcere, e il nostro Umberto Bosazzi ieri ha realizzato proprio un servizio su questa operazione del nucleo di interventi speciali della polizia locale. Il ragazzo stava prendendo a pugni, quando è stato colto sul fatto, le vetrine del suo locale, della radice del viale 20 settembre, insomma nella zona della fontana in largo Bonifacio. Allora, rivediamo insieme il nostro servizio. Un 25enne è stato arrestato dal nucleo interventi speciali della polizia locale venerdì scorso nei pressi di Largo Bonifacio ed è stato condotto nuovamente in carcere. La vicenda infatti è piuttosto complessa. Il ragazzo era stato già arrestato pochi giorni prima, il 6 maggio. Il dipendente di un esercizio pubblico in zona Largo Bonifacio ne aveva segnalato il comportamento alla polizia locale. Era agitato, lanciava le sedie dei Deor, prendeva a pugni e calci le vetrine dei negozi. Una volta calmatolo, identificatolo ed allontanatolo, gli agenti erano rimasti sul posto per controllare i danni ed assumere informazioni ulteriori, dalle quali era emerso come l'uomo non fosse nuovo a tali comportamenti, che anzi ripeteva quasi quotidianamente, sembra per una delusione amorosa. Mezz'ora dopo il 25enne era ricomparso, invitato nuovamente ad allontanarsi, aveva assunto un atteggiamento provocatorio e violento, tanto da far intervenire rinforzi. Accompagnato alla caserma San Sebastiano per le pratiche di rito, nei confronti del ragazzo erano emersi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, nonché l'arresto pochi giorni prima da parte di un'altra forza dell'ordine e la scarcerazione successiva con la misura cautelare dell'obbligo di firma. Accertato ciò, il pubblico ministero aveva ordinato un nuovo arresto per violenza e minaccia pubblico ufficiale. L'udienza di convalida ne aveva poi disposto la collocazione agli arresti domiciliari. Nei giorni successivi il nucleo contrasto violenza, stalking e abusi della polizia locale aveva dato il via ad un'ulteriore indagine per verificare se i comportamenti messi in atto dal giovane potessero davvero essere originati da una delusione amorosa e configurarsi pertanto come atti persecutori. Venerdì scorso dunque il 25enne era evaso dai domiciliari ed era ricomparso nuovamente in zona Largo Bonifacio. Rintracciato e fermato, per lui è scattato il nuovo arresto. Dalle indagini è emerso che qualche ora prima l'ex ragazza del giovane era stata costretta
costretta a far intervenire un'altra forza di polizia presso la propria abitazione, dove il ragazzo l'aveva raggiunta per minacciarla. In quell'occasione il 25enne era riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La donna, nel frattempo, ha sporto querela per stalking. Allora, torniamo invece a leggere ora i giornali nazionali, torniamo sul Corriere della Sera per questo fatto clamoroso internazionale che è su tutti i giornali oggi, un urlo e gli spari tra la gente, attentato al premier slovacco, Fico in pericolo di vita, ferito da uno scrittore 71enne, risultato di un clima d'odio, se è stato detto. Populista e divisivo, il leader filorusso che ha resistito a scandali e sconfitte, il ritratto si dimise dopo l'uccisione del reporter Kuciak. Poi ancora, sempre su questo caso, vediamo anche altre immagini, l'assalitore, un poeta attivista non violento ma con il porto d'armi, l'opposizione non era un nostro militante, la scia di attacchi, la sicurezza quasi impossibile, l'analisi del Corriere della Sera. Ancora avanti, shock e condanne dai leader globali, un attacco alla democrazia, alla solidarietà di Biden e la vicinanza di Putin. Mattarella, un atto di inaudita gravità. Ferisce i passanti, arrestato, questo invece è successo in Svizzera. Le violenze in Germania, adesso le pallottole, la torsione che minaccia le elezioni europee, questo è lo scenario, gli effetti sull'opinione pubblica, le accuse della politica. Ancora bombe russe su Kharkiv, siamo alla guerra in Ucraina, Washington sblocca altri 2 miliardi, la Casa Bianca preoccupazione, polemiche sull'esibizione con la chitarra di Blinken a Kiev. Ancora vediamo sempre sul Corriere della Sera il caso Salis agli arresti domiciliari, dopo 15 mesi lascia il carcere, cauzione di 40.000 euro e braccialetto elettronico, poi un appartamento a Budapest. Soddisfatto il governo, si apre la strada alla richiesta di applicare la stessa misura in Italia. Però storia di Orbán e dall'est, la partita dell'Europa. Poi ancora siamo felicissimi, ma nel governo c'è stato un grande immobilismo, l'intervista al padre di Salis, finché è lì non sono sereno, dice. Ancora sempre sul quotidiano, sul Corriere della Sera, la decisione è ribaltata sotto il peso crescente del caso politico dopo la candidatura appunto per le prossime europee di Ilaria Salis. Questi gli approfondimenti. Ancora sul Corriere della Sera invece l'altra guerra, Medio Oriente in fiamme, armi USA a Israele per evitare la rottura, ma invadere Rafah non eliminerà Hamas, sia l'invio di munizioni per i tank, trattativa con i sauditi. Il valico con l'Egitto e le mosse di Al-Sisi, ancora l'analisi del Corriere. Vediamo fiducia sul super bonus, se ne parlava in prima pagina, oggi il voto dell'Aula, l'assenza di Forza Italia, il Ministero del Tesoro studia un'accisa per le auto elettriche. Questi conti pubblici, l'onere a carico dello Stato per il super bonus relativo alle detrazioni maturate per i lavori conclusi. Insomma, di questo si sta parlando nel Parlamento. Tensioni elettorali, la priorità resta la sicurezza dei conti. Ciriani, il ministro della nostra regione, il premierato in futuro potrà servire a governi di sinistra, dice il ministro Pordenonese. La scelta a favore di Daphne, Italia Viva, qui vediamo invece per quanto riguarda l'approfondimento sempre politico. Dimissioni, il governatore Albivio, il pressing per essere interrogato, siamo alla questione del caso, insomma c'è anche l'intervista, Giovanni deciderà presto, la Liguria non può restare un anno così, dice Scajola, i finanziamenti del PNRR non sono rimandabili, e qui vediamo in barca Matteo Cozzani, capo di gabinetto del governatore Toti, che scende dallo yacht di Aldo Spinelli, seguito proprio dallo stesso presidente in questa foto. Ancora
l'ho finanziato, Batoti millantava, anche lui a Monte Carlo senza pagare nulla. Il verbale di Spinelli: nel Principato incontrò Briatore. E qui vediamo altri protagonisti, insomma, di queste rivelazioni. Aldo è mio amico da una vita, precedenze in ospedale mai. L'infettivologo Bassetti: raramente ho visto un 84enne così performante, dice il medico. Meloni Schlein in TV, i paletti Agicom. L'abbiamo vista questa notizia su altri quotidiani. Sì, se gli altri partiti accetteranno la condizione dell'autority per il via libera Vespa, la maggioranza delle liste deve aderire ad altri confronti. Allora, torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste. C'è ancora una notizia di cronaca: paura ad altura, le famiglie, incappucciato fuori da scuola. Sta seminando il panico tra i genitori dei ragazzini iscritti alla scuola media Roli di Altura la presenza di un uomo che, stando alle testimonianze delle mamme, si aggirerebbe nei dintorni dell'istituto intimorendo e molestando i giovani del quartiere. L'uomo è descritto come un uomo con la barba, incappucciato, talvolta indossa anche un passamontagna. Quindi questa è la preoccupazione di tanti genitori dei ragazzi che frequentano quella scuola. Abbiamo visto appunto il fabbisogno di piante al parco di Miramare garantito dagli orti voluti da Massimiliano, una bella iniziativa di cui ci siamo occupati anche noi ieri con la piantumazione da parte dei bambini della seconda elementare della scuola Rossetti, che insieme ai ragazzi del Mondo Unito dell'Adriatico hanno piantato appunto alcune di queste essenze che sono storiche e monumentali. Rivediamo insieme il servizio. Sono loro, i bambini della scuola primaria Rossetti di Trieste, le sentinelle incaricate di vigilare sulla crescita futura dei nuovi alberi da loro stessi piantati insieme agli studenti del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico negli orti di Massimiliano, inaugurati oggi a Miramare. Il progetto, illustrato dalla direttrice Andrina Contessa, prevede la messa a dimora nel giardino delle specie originali scelte dallo stesso imperatore del Messico, piante nate da semi e da talee degli alberi monumentali del parco, che avranno così garantita una discendenza diretta per le generazioni future. Quindi è un progetto che parte lontano. Anni fa abbiamo raccolto i semi e le talee degli alberi monumentali storici proprio per farli rivivere, per avere un ricambio, pensando che questi alberi non sono eterni ma arriveranno alla fine del loro ciclo di vita, e volevamo veramente che fosse un clone, un figlio degli alberi storici piantati da Massimiliano. Quindi sono stati raccolti semi e talee, sono stati messi in un vivaio e adesso hanno raggiunto una grandezza tale che possiamo piantumarli. L'idea che sta dietro questo giardino, questo parco, è quella di mettere insieme alberi che provengono da tutto il mondo. Ho pensato che sarebbe stato bello a livello simbolico avere una delegazione degli studenti del Collegio del Mondo Unito. È il parallelo tra la convivenza tra piante provenienti da tutto il mondo in un giardino meraviglioso come quello del Castello di Miramare e la convivenza di ragazzi invece di tutto il mondo in un posto, devo dire, altrettanto meraviglioso qual è il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino. Sempre oggi sono stati presentati un libro tattile dedicato a Miramare, la prima pubblicazione di grande formato dedicata alla nuova configurazione del parco dopo la riqualificazione messa in atto negli ultimi anni. A leggere ancora i giornali e torniamo sempre sul piccolo di Trieste per occuparci di un'altra bella iniziativa di cui ci siamo occupati ieri: Aula Natura e Spazio Ambiente per i bimbi ricoverati al Burlo, il progetto del WWF che è aperto nel giardino dell'ospedale infantile, ben 125 metri quadrati dedicati proprio alla natura. Quest'Aula Natura che è stata inaugurata proprio ieri, c'era per noi il nostro Umberto Bosazzi, possiamo forse rivedere insieme il nostro servizio, non lo vedo ancora pronto, ma possiamo forse vederlo fra poco, rivederlo insieme, eccolo qui, rivediamolo.
L'Aula Natura è inaugurata quest'oggi al Burlo Garofalo, la 47esima realizzata nell'ambito del progetto portato avanti dal WWF con il sostegno della Procter & Gamble e la prima ad essere realizzata all'interno di un ospedale pediatrico. È parte integrante di un percorso più ampio di riqualificazione degli spazi esterni della struttura e si inserisce nell'ambito del rapporto fra il Burlo, l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri e il Liceo Classico e Linguistico Francesco Petrarca per lo svolgimento dell'attività didattica rivolta ai minori ricoverati all'ospedale infantile triestino. Realizzata su una superficie di circa 125 metri quadrati all'interno del giardino dell'ospedale, l'Aula Natura si sviluppa su uno spazio curvilineo lungo un percorso arricchito da vegetazione e alberi da frutto, ideato per facilitare ai bambini degenti e ai loro accompagnatori la fruizione di tutti gli elementi tipici dell'Aula Natura stessa. Il sentiero principale divide gli spazi in un ambiente umido, con lo stagno artificiale e il giardino delle farfalle, e in un ambiente secco con piante aromatiche e succulente, le bat box, l'hotel per gli insetti, le cassette nido e le mangiatoie per gli uccelli accrescono le biodiversità, sostenendo la presenza di insetti e di avifauna, mentre le sedute di tronchetti in legno e le panchine, unitamente ad una lavagna e ai pannelli didattici, consentono agli operatori di organizzare momenti di apprendimento all'aperto per un maggiore coinvolgimento dei bambini che potranno conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, osservare il cambio delle stagioni, vivere il concetto di biodiversità e diventare anche custodi di tutto questo. L'Aula Natura favorisce la rigenerazione fisica e psichica e la socializzazione, migliora la qualità della degenza, rafforza l'autostima ed una percezione positiva di se stessi. Alla presentazione dell'Aula Natura, fra gli altri, hanno preso parte il direttore generale del Burlo Garofalo Stefano Dorbolò, l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen e il vice sindaco Serena Tonel. Allora andiamo avanti a leggere il giornale, torniamo alle questioni che interessano un po' tutta la regione, perché si parla della legge sulle province. Il centrodestra punta alla Camera entro giugno. Il segretario leghista Dreosto dice: acceleriamo i tempi per approvare il testo in aula, il nodo del referendum. Questa è la prospettiva. Il capogruppo forzista in regione, Cabibbo, sull'Islam serve la testa, non solo ragionamenti di pancia, dice. Chiudere le moschee non risolve i problemi, con chiaro riferimento poi al caso Monfalcone, ma si è parlato di un centro islamico anche qui da noi. Ieri poi magari rivedremo anche il nostro servizio. Vediamo no alla sospensione di Schengen, basta con i muri eretti dalla destra, invece dice Schlein a Gradisca, che attacca su più fronti, sanità anche in regione, la privatizzazione strisciante è reale. E poi contro lo sfruttamento, il salario minimo in Italia è necessario, la leader Dem tra i lavoratori dell'Electrolux di Porcia. Allora vi dicevo, siamo andati a sentire cosa ne pensano i residenti della zona di Piazza Perugino, via Sette Fontane, sulla realizzazione di un nuovo centro islamico al posto di una vecchia panetteria ormai chiusa da tempo. Allora sentiamo che cosa hanno detto gli intervistati al nostro Gianluca Paladini. Non è solo quello, se le aggressioni, ragazzo mio, è tremendo. Noi di una certa età non si può andare fuori. Io non so se un centro qua può soluzionare, non so se loro si integrerà. Questo è il problema per me. Fra perplessità e speranze per un cambiamento della situazione, i residenti non hanno più paura di commentare apertamente quello che succede in questa zona. Lavori in corso per aprire il nuovo centro commerciale al posto dell'ex panetteria. L'associazione Centro Culturale Said Nursi ha acquistato il foro commerciale al piano terra e un locale al piano superiore. Parliamo di via Sette Fontane 28, che si affaccia proprio su Piazza Perugino, osservata speciale dalle forze dell'ordine per i tanti episodi di violenza che avvengono ogni notte. Ma la zona è anche luogo di appuntamento per i membri di bande di stranieri che nascondono droghe e oggetti atti a offendere fra le siepi. Sono anni ormai che Tele4 documenta quello che succede quando cala la sera. La domanda che la nostra truppa ha posto ai residenti ormai stufi di aver timore di uscire di casa dal pomeriggio alla notte è se un centro culturale di preghiera e aggregazione possa contribuire a combattere il degrado dell'area e fornire un luogo di ritrovo per i ragazzi più giovani. Questo non lo so, io so che avevo una volta il garage qua e non vengo via di sera perché è pericoloso.
Speriamo di sì, Va bene. ci auguriamo, così li raccoglie dentro e non stanno fuori. No comment. Ma penso che comunque sì, va fatto perché sono integrati, per cui Forse un centro culturale, dare maggiore aggregazione ed evitare quantomeno un po' di degrado. Sicuramente sì. Con le buone maniere si risolve tante cose. Non sono d'accordo. Può risolvere il problema di quel che succede ogni giorno in piazza Perugino? Sai, è difficile, ogni sera è pieno. Cosa vorrebbe? Più tranquillità, più sicurezza? Ma sicuro, tutti sono vecchi qua. Anche gioventù non posso portare un bambino, un qualcosa, perché vedi. Oggi... Gente che la sera non esce di casa. No, mai. Dopo le 8 forse non scende nessuno. Aver paura di uscire. Vivrebbe qua? No. In questa zona? No. E la sera uscire di casa? No, assolutamente. Tutti casalinghi. Allora, torniamo sul piccolo, vediamo gli approfondimenti sulla questione dei natanti che vede il governo varare le regole per l'estero, il Gazzetta Ufficiale, il decreto per la proprietà degli scafi sotto i 10 metri, qui vediamo una foto della sacchetta. Allora, in Gazzetta Ufficiale il decreto unità senza targa, la Croazia aveva già annunciato una deroga anche per tutta quest'estate, l'ok di Confindustria Nautica, perplessità da agenzie e circoli velici, mancano accordi bilaterali, una questione che interessa anche tanti triestini. E poi c'è la notizia che abbiamo visto con la foto in prima pagina, l'incendio a Medolino, distrutte nel porticciolo più di 20 barche, lì in Istria, alcune colate a picco, per la maggior parte appartenevano a residenti. Ingenti i danni, secondo una prima stima, superano il €1.000.000. Qui vediamo una foto davvero impressionante di questo vasto disastroso incendio del porto di Medolino, il piccolo borgo di pescatori a sud dell'Istria, che in pochi decenni è diventato tra i maggiori centri turistici della Croazia, appunto dalle parti di Pola. Ancora c'è la premeditazione, ora Filippo Turetta è a rischio ergastolo. La Procura di Venezia ha chiuso le indagini sul femminicidio di Giulia, contestate le aggravanti di crudeltà, occultamento di cadavere e stalking. Aveva pianificato nel dettaglio l'omicidio, si dice, commesso con spietatezza ed efferatezza. Trovati nell'iPad appunti su come legarla e tracce di un programma che aveva installato nel telefono di lei per controllarla. Quindi queste le aggravanti, insomma, sarebbero a suo carico. Papà Gino, nulla mi ridarà Giulia, dice, e poi lo zio, la giustizia dia un segnale. A Torreglia silenzio e rispetto per il dolore dei genitori di Turetta. Guardato a vista nella sua cella, 6 colloqui al mese con i genitori, ieri però l'incontro è saltato. Durante il giorno sta con gli altri detenuti, passa il tempo con libri, musica e TV, vigilanza aumentata per il timore di gesti estremi. Sabato il Papa a Montorio. Allora, il Pontefice, costruiamo pace tutti insieme, è il messaggio di Papa Francesco in un messaggio inviato alla città di Verona in vista della visita di sabato 18 maggio pubblicato sul quotidiano L'Arena. Vediamo che ieri si è parlato della diagnostica per il cancro del seno, esami in 3D e intelligenza artificiale, i nuovi strumenti, via il convegno nazionale sullo screening mammografico. Associazioni di pazienti e sanitari si aggiornano a Cattinara, un'iniziativa di carattere nazionale importante. Non lasciare indietro nessuno, sistema forte come i più deboli. Brusaferro riflette sugli aspetti sociali che condizionano la salute, l'impatto delle diseguaglianze in termini di reddito e alfabetizzazione. Questo è il suo intervento. Silvio Brusafello, docente all'Università di Udine ed ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Maxi truffa sui brand di moda, contraffazioni per 125 milioni, indagine della Polizia Postale di Treviso. Nel mondo 800.000 vittime, Benetton e Geux tra i plagiati, scoperti 13.000 siti civetta, in 3 anni circa 14.000 italiani sono stati frodati. Nubifragio sulla Lombardia, esondato
esondano Lambro e Seveso, pesanti disagi specie nel milanese, scuole evacuate, parcheggi allagati, chiusa l'autostrada A4, quindi questo sta succedendo in Lombardia. Italiani più poveri e anziani, nozze e figli dopo i 30 anni, rapporto annuale dell'Istat, le famiglie perdono il potere d'acquisto. Anche questo riguarda insomma tutti noi, tutti gli italiani che sono sempre più poveri e anziani, con una forbice che cresce anche a causa dell'inflazione tra le famiglie benestanti e quelle che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. E la foto del rapporto annuale dell'Istat, secondo il quale ci si sposa sempre più tardi e si rinvia alla genitorialità anche molto oltre i 30 anni. Negli ultimi 20 anni il nostro Paese ha accumulato ritardi sul volume del PIL rispetto alle principali economie europee, mentre le retribuzioni hanno perso potere d'acquisto. Le persone in povertà assoluta sono 5,75 milioni, pari al 9,8% della popolazione, davvero una percentuale impressionante. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Romana. Romana, buongiorno. Buongiorno, senta, io abito in Campo Metastasio dove c'erano le cooperative che sono andate via, sono andate in un altro posto. Chiaro. Volevo dire che non lo so se fanno apposta o meno, stanno vuotando il negozio, però la luce che è aperta sia di notte sia di giorno e non c'è nessuno che lavora. Ho capito, cioè la luce è sempre accesa, negozio, la COP sì. di Campo Metastasio che si sta svuotando perché sappiamo che il negozio chiude, no? Sì, purtroppo ha chiuso già 2 settimane fa con rammarico di tutte le persone che abitano persone. qui. Infatti siamo venuti anche più volte insomma, a vedere la situazione, a raccogliere anche le vostre voci. Io spero che qualcuno raccolga ci sono tante persone qui, anche anziane, che non hanno la macchina, certo. e i negozi non ci sono più qui nell'ambito. Che prenda il testimone, insomma qualcuno, qualche imprenditore abbia voglia ma di solo investire. volevo avvisare le cooperative che costa la luce tutta la notte, tutto il giorno e non guardi, c'è più. non so dirle per quale motivo, probabilmente c'è qualche motivo per cui viene tenuto furto non acceso. credo, perché non c'è più niente da rubare. Quindi secondo lei insomma non ha molto senso, magari ci proviamo a informare insomma come mai. Ma volevo dire eventualmente a me non dà fastidio, per l'amor di Dio, abito in alto, ma però è uno spreco inutile. Sì, è uno spreco, ecco. Capito signora Romana, grazie. In bocca al lupo, insomma speriamo davvero che ci sia un nuovo investimento e nuova rivitalizzazione di quel quartiere che ha tante persone anche magari di una certa età che non possono spostarsi più di tanto per fare gli acquisti e poi magari hanno anche le loro abitudini. Sarebbe probabilmente anche un buon investimento insomma per un imprenditore. Allora torniamo ancora velocemente a leggere le ultime notizie sui giornali. Rintracci in calo sulla rotta balcanica, un altro argomento che è di grande interesse anche per tutti i cittadini di Trieste, ma in Slovenia aumentano gli arrivi. Frontex dice tra gennaio e aprile rinvenuti 7.000 irregolari, il 69% in meno rispetto all'anno precedente. C'è tutta un'analisi del fenomeno, il punto attuale, diciamo, sulla carta una rotta prosciugata negli ultimi mesi, ma in realtà tanti piccoli rivoli secondari continuano a condurre migranti nel cuore dell'Europa più ricca, anche se certamente con numeri più bassi che in passato. Si può sintetizzare così lo stato delle cose sulla Balkan Route, 8-9 anni fa, trafficatissima autostrada che portava decine di migliaia di profughi in fuga da fame e soprattutto guerre verso l'Unione Europea. Nel 24 il quadro è radicalmente cambiato, scrive Stefano Giantin da Belgrado, lo ha certificato ieri l'Agenzia Europea per la protezione dei confini Frontex.
in un nuovo bollettino che fa la conta dei cosiddetti attraversamenti irregolari delle frontiere UE, un dato sicuramente più basso di quello reale, tenuto conto dei tanti che riescono sempre a sfuggire ai controlli. Non di meno, i numeri resi pubblici da Frontex confermano che la rotta balcanica è sempre meno attrattiva. Tra gennaio e aprile, infatti, sono stati solo poco più di 7.000 i rintracci nei Balcani occidentali, con un meno 69% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Si tratta del più forte calo fra tutte le maggiori rotte migratorie verso il vecchio continente. Comunque invece si assiste a un fenomeno in qualche modo inverso a Lubiana, nella vicina Slovenia. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Allora, bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste. Vi presento subito il nostro ospite Federico Pizzarotti, candidato di Azione alle europee. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornato qui negli studi di Tele4, c'era già stato, mi diceva, raccontava 5 anni fa, no? Per le passate elezioni europee, quindi insomma ormai conosce anche la nostra realtà e la nostra trasmissione. Allora comincerei proprio dalle notizie di attualità, no? Abbiamo visto il terribile attentato, insomma, che su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, il sangue nel cuore dell'Europa, l'attentato al premier slovacco, è un po' un'indicazione di un clima piuttosto teso in cui ci stiamo preparando a queste elezioni europee. Ma non c'è dubbio che la guerra alle porte rispetto a, come dire, Russia e Ucraina, il clima in Medio Oriente tra Israele e i territori di Gaza non rendono più pacifico il clima anche in Europa e negli altri paesi. C'è un evidente clima di tensione e questo attentato poi va letto sicuramente in una chiave di politica interna loro, ma sicuramente in una chiave dove la violenza è diventato l'elemento per, non la politica, ma la violenza è diventato l'elemento per, per destabilizzare paesi, per destabilizzare governi e anche per dare un chiaro segno a livello di elezioni europee. L'attenzione della Commissione europea da tempo era rispetto alle elezioni che arriveranno. Un anno, il nostro, il 2024, impegnativo perché ci saranno poi dopo le elezioni europee le elezioni in India, che sembra una banalità ma è un altro paese da 1 miliardo di abitanti, e le elezioni in America a novembre, che ovviamente cambieranno gli equilibri se vincerà Trump rispetto a Biden. Quindi un 2024 che ridefinisce la geopolitica. Tante volte dicevamo prima, siamo schiacciati sui problemi quotidiani e su tematiche locali, ma la geopolitica e quindi le elezioni europee ci dovrebbero molto interessare, perché se pensiamo di competere come singola città, come singolo paese in un mondo di ormai 10 miliardi di abitanti, insomma è l'unione che fa la forza e quindi sono le elezioni europee che ci possono dare una prospettiva futura. Certamente, diceva appunto le problematiche locali su cui ci si concentra sempre molto naturalmente. Oggi ci sono tante mail che riguardano la nuova previsione, insomma, di un centro islamico a Trieste, vicino a Piazza Perugino, piazza che è insomma un po' al centro dell'attenzione per episodi di risse, di varie problematiche, soprattutto di notte, ma insomma anche criminalità alla quale Trieste non è assolutamente abituata. E ora c'è l'annuncio invece di questa apertura prossima del nuovo centro islamico proprio in quella zona, al posto di un'ex panetteria. Ci scrive ad esempio Piero: si apre un nuovo centro islamico a Trieste nel più omertoso silenzio rotto a decisione presa, dovremmo entusiasmarci, non ritengo che l'islamizzazione e la sostituzione etnico-religiosa delle nostre genti sia da ritenersi così cosa buona e giusta, questo ritiene Piero. Poi invece Patrizia: non ci basta vedere quello che è accaduto in altre città come Monfalcone, ha seguito un pochino anche il caso di Monfalcone, anche il sindaco locale, il candidato all'europeo.
alle europee. Credo ci stiamo avviando su una strada di non ritorno, dice Patrizia. Ho ascoltato a Tele4 l'intervista, dice Ignazio, molto triste, in piazza Perugino. Ancora una volta si offende il nostro questore e le forze dell'ordine, perché mai un centro di preghiera islamico dovrebbe mettere in fuga i criminali che mettono paura in città. Insomma, voci così. Ma allora, il tema dei centri islamici, questo è un tema locale che anche noi a Parma abbiamo vissuto, sono stato 10 anni sindaco di Parma. Certo. Però è evidente che prima di tutto la trasformazione delle nostre città, nel senso ci sono tanti cittadini residenti, perché questo sono, soprattutto con tanti figli che vanno a scuola, di religione musulmana, come di tante altre religioni che insomma sono all'interno del nostro contesto. È evidente che nascono e ci sono esigenze di luoghi di preghiera, anche perché una cosa che non si dice, adesso non so cosa ha detto il questore, ma immagino sia come tutti i questori, se non c'è un centro di aggregazione certificato, controllato, conosciuto, nascono spontaneamente, non è che le persone scompaiono o non pregano. Certo. Quindi avere un luogo vuol dire anche dire in realtà più sicurezza in quel luogo, perché nessuno vorrebbe situazioni delinquenziali intorno a un proprio centro, che sia una chiesa, che sia un centro di preghiera o culturale musulmano o che sia buddista, e quindi infatti bisogna accompagnare questi fenomeni. Sicuramente, come dire, la cittadinanza va informata, ma anche la cittadinanza stessa si deve informare di quello che avviene, e sono luoghi che nella mia realtà anche da noi qualcuno ha contrastato, qualcuno ha accompagnato, ma diventano luoghi di confronto, luoghi di presidio, perché sono le prime persone, queste comunità, che ci informano di altre situazioni che magari sono fuori controllo, sono i primi che possono intervenire con anche una mediazione culturale per limitare determinati fenomeni. Quindi in realtà l'importante è che siano accompagnati, conosciuti, e non alzare muro contro muro dall'uno o dall'altra parte porta solo cose peggiori, tornando all'attentato di prima. Quindi accompagnatelo, io penso sarà la cosa migliore. Anche la chiusura dei centri di Monfalcone, fatto in modo molto ideologico, molto politico, molto elettorale, visto che come dire, era molto a ridosso delle elezioni europee, dove si sapeva che la sindaca si sarebbe candidata e quindi poteva battere la gran cassa rispetto al proprio elettorato. Però trovo che sia un errore, perché è evidente che la pressione degli stranieri su Monfalcone dia la necessità anche di avere luoghi di culto e religiosi, quindi questo andrebbe affrontato più a livello generale. Tante volte invece viene nascosto o per timore di problematiche, invece dovrebbe essere affrontato in modo chiaro. Su questo sono assolutamente d'accordo. Trasparente, no? Alla luce del sole. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Laura, sono il solito Maurizio, buongiorno anche all'ospite di Azione Pizzarotti. Buongiorno. Senta, Maurizio. Se io vi ho mandato alle 6:22 proprio, no, io volevo un attimo portare l'attenzione, quanto anche vi ho già scritto in precedenza, su questo che è anche di attualità purtroppo. Sì? E si tratta dell'inchiesta di Genova. A grandi linee le dico quello che ho scritto, vi dico. A grandi linee ho scritto anche che mi colpisce anche il fatto che abbiano comunque scaricato tutti anche le forze che sono in linea con lui di centrodestra, questo la colpisce. E poi anche quello che mi colpisce è lo Spinelli, che secondo me è lui il grande finanziatore che corrompe. No, poi mi colpisce anche il fatto dei finanziamenti, se qualcuno dice dei politici che si potrebbe tornare al finanziamento pubblico dei partiti. Chiaro Maurizio. Grazie. Questa insomma ci ha mandato una lunga mail, ma l'ha riassunta bene, come temi, no? Torna sul caso di Genova, anche per poi allargare il discorso. Si parla, no, di un possibile ritorno al finanziamento pubblico dei partiti. Ma l'eliminazione è stato evidentemente una risposta populista del governo all'epoca Letta, quindi del governo PD, rispetto alla pressione dei 5 Stelle, in cui era stata la prima elezione di grande risultato. Certo. Però in realtà è stato populista, perché poi il populismo non è solo da una parte, ma è sulla base delle azioni, perché è evidente che fare campagne elettorali servono risorse per tenere in vita i partiti
e i loro dipendenti, perché c'è chi fa la rassegna stampa, fa le analisi, come dire, delle tematiche, le approfondisce, servono risorse per tenere aperte le sedi. Quindi queste risorse, se non arrivano in un modo trasparente, calcolato e soprattutto equilibrato, arrivano in altri modi, perché le risorse comunque continuano a servire, e come il tema di prima, non dire che c'è un problema non vuol dire che questo problema non ci sia, quindi è sempre meglio affrontarlo, avere la possibilità, avere dei tetti di spesa uguali per tutti, avere la possibilità di un rimborso parametrico, dà anche l'idea ai cittadini, sulla base dell'importanza e del peso nella storia dei partiti, di avere la possibilità di un finanziamento che sia riconosciuto, perché è ovvio che ci sono tante modalità trasparenti per quanto riguarda le elezioni, i donazioni tramite il mandatario, senza il periodo elettivo le donazioni ai partiti, ma nessuno ha chiaro questo meccanismo che forse in passato prima era molto più chiaro. Quindi quello che avviene a Genova, in realtà ricordiamo anche che in passato tante indagini di questo genere, anche con arresti ad altri governatori, sono finite in niente anche, quindi prima di dare un giudizio aspettiamo che la magistratura faccia il suo percorso, soprattutto la parte di tribunale, non solamente la parte inquirente, però è evidente che insomma, la maggioranza della regione Liguria rispetto a Toti deve prendere le sue decisioni e le valuterà in seno alla propria maggioranza. Sicuramente non è una situazione, diciamo, edificante per l'elettorato in vista delle elezioni europee. La disaffezione dal voto, ci aspettiamo anche stavolta un'affluenza che sia sostenuta soprattutto dalle tante amministrative, circa del 50%, ma è evidente che per ripartire in un'affluenza come era quella degli anni 80 e 90 serve dare anche un'immagine della politica che non sia becera e populista come è stato per i 5 Stelle in passato, ma neanche semplicistica come ha fatto insomma, la Lega negli ultimi anni. Serve tornare ad affrontare, come stiamo facendo con Azione, con Siamo Europei, in un modo pragmatico, cercando di dare delle soluzioni a problemi che non sempre sono complessi e possono essere liquidati con una frase. Allora, un'altra telefonata subito. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, so che il problema non è quello di cui state parlando, però volevo parlare dei puffi. Case dei puffi. Adesso abbiamo una bella macchina senza assicurazione. Complesso popolare, Okay, case sì, complesso popolari puffi. a Borgo San Sergio, in periferia. Borgo San Sergio. Sì. Prego, Sì. dica allora, pure. Adesso abbiamo una bella macchina che sta girando senza assicurazione, con dei ragazzi a bordo senza probabilmente patente. Stanno scorazzando i 10 minuti, il quarto d'ora, ho chiamato carabinieri, vigili e non li prendono, oppure non intervengono, no? Adesso io mi domando, sì, ok, è un complesso privato, però questi ragazzi se ammazzano qualcuno o rovinano le macchine, chi paga? Capito. Non si riesce a risolvere il problema. Quindi Oltre un'auto senza assicurazione con dei ragazzi giovani, le teme siano senza anche la patente e che scorazzano nel quartiere, capito? Anche a tutta velocità, tra l'altro. A tutta velocità. Quindi può essere anche una situazione di pericolo, però ha chiamato le forze dell'ordine, ma dice non intervengono? No, non intervengono. Non intervengono, per cui qua insomma io spero che ammazzino qualcuno a questo punto, però che non mi tocchino la macchina, perché se tu chiami, segnali e nessuno viene, vuol dire che non lo so, probabilmente c'è qualche difficoltà, insomma, se c'è stata una segnalazione o più di una segnalazione, probabilmente l'intervento dopo magari volevo anche anche segnalare il fatto delle pulizie che non vengono fatte. Pulizie non vengono fatte, per questo bisognerebbe rivolgersi all'ATER, no? Lo so, ma l'ATER non sta facendo niente. Ho capito, proviamo a segnalare sempre nel complesso. Sempre nel complesso. Ecco. Va bene. Per quanto riguarda la macchina, mi date qualche soluzione? Va bene, adesso magari se lei ha già fatto magari la segnalazione appunto alla polizia, più di una volta anche, ieri 2 volte. Ieri 2 volte. 2 volte.
Grazie intanto della telefonata e della segnalazione, signora. È un complesso insomma un po' problematico in periferia con... non so se hanno derivato il nome c'è un complesso a Napoli molto problematico che si chiama Le Case dei Puffi, che è meno famoso di Scampia, ma altrettanto pericoloso, non so se il nome è mutuato. In ogni caso rispetto a quello che dice... Credo sia anche per il colore, no? Il colore blu delle palazzine, o comunque per altri motivi. In ogni caso quello che dice la signora, adesso non, come dire, ovviamente è un tema più amministrativo locale, ma volendolo alzare un po' la testa, il punto rimangono sempre la quantità di forze dell'ordine e polizia municipale. Infatti, questo avviene in tutte le città, no? Non so quale sarà il livello di carenza, ma sicuramente sarà carente anche a Trieste e in generale come dire, nella provincia per quanto riguarda la polizia e i carabinieri. Anche qui rispetto al governo di destra che per anni ovviamente si è riempito la bocca del tema sicurezza, poi non serve parlarne, come la denatalità serve fare qualcosa, quindi gli investimenti per quanto riguarda le nuove assunzioni, perché tante volte io invito i cittadini a fare una cosa molto, molto pratica. Quando un governo o un comune dice abbiamo assunto 50 polizia municipale, piuttosto che sono arrivati 59 poliziotti, che vadano a vedere quanti sono andati in pensione. Certe volte scopriranno che magari sono 55, quindi in realtà è stato, se va bene, un reintegro oppure neanche quello. Quindi alle volte la problematica di personale, perché non penso che non ci sia la volontà di nessuno di andare, è che se sei in servizio in 20 su una città complessa, o 60 insomma, però in una città complessa come può essere Trieste, ma tutte le nostre città capoluogo, è evidente che non si arriva dappertutto e il problema difficilmente sarà la volontà, ma a monte la possibilità, e quindi il fatto di avere, mi alzo un attimo di sguardo, una difesa unica a livello europeo, anche qua è una sinergia, perché è evidente che avere tanti eserciti singoli, prima di tutto, non sarebbe minimamente competitivo, Dio non voglia, di dover affrontare una reale minaccia, perché ogni esercito, prima di tutto, è numericamente molto inferiore agli altri, degli altri continenti, ma soprattutto ognuno è specifico in determinate caratteristiche militari. Avere un governo, avere un esercito unico a livello europeo ci permette di coordinarci meglio, di spostare le truppe, di avere metodi di addestramento e tecnologici diversi. Oggi se un carro armato italiano si rompesse in un ipotetico fronte con degli ingegneri belgi non saprebbero aggiustarlo, e questo vale viceversa, piuttosto che l'elicottero. Serve una strategia politica, industriale, comune a livello europeo, e questo, come dire, dal grande al piccolo è sempre una sinergia dove l'unione delle forze risponde poi ai bisogni del cittadino, perché io quello che sento in termini di telefonate, al di là della problematicità singola, è il bisogno del cittadino di essere ascoltato, e aggiungo io anche dell'avere una comunicazione che arrivi nello spiegare le difficoltà magari per risolverle insieme. Infatti non so se esistano i comitati di vicinato anche a Trieste, cioè il fatto del avere una chat dei referenti in cui potersi confrontare su problematiche di questo tipo. Qualcuno si sta organizzando, sì. Noi l'abbiamo fatto a livello comunale, quindi mi aspetterei che più che organizzarsi fosse il comune a proporlo, perché in situazioni come questo genere andavamo quartieri che erano magari esterni alla città e quindi venivano presi di mira da ladri che venivano da fuori dalla città, ma che arrivano più facilmente dalla campagna. Il fatto del confrontarsi tra di loro se vedevano macchine sospette, che poi magari erano semplicemente l'amico del vicino che andava a trovarli, ma li rendeva più tranquilli ed evitava anche false chiamate in termini di utilità alla polizia municipale, per poi magari lasciarli liberi per fare un intervento reale. Quindi l'importanza dell'organizzazione, anche qui però centrale rispetto ai cittadini, è qualcosa che va incontro a rendere tutti più tranquilli e a fare segnalazioni mirate, perché avere 100 segnalazioni che magari sono false e una vera, è meglio avere la possibilità di andare su quella vera in un modo tempestivo e tranquillizzare le persone. Assolutamente. Allora, ci scrive Maria Grazia: il problema non è il centro islamico in sé, purché a spese della comunità islamica, il problema è impedire la presenza di troppi integralisti che costringono le donne al velo integrale, che praticano la bigamia, impediscono alle donne di integrarsi imparando l'italiano, combinano per loro i matrimoni, predicano l'odio contro noi infedeli e via dicendo. Insomma, questi i fenomeni che preoccupano Maria Grazia. Allora, al di là che i centri islamici, culturali islamici,
comunque sono sempre pagati dalla comunità, cioè le solito comunità sì, si fanno carico infatti dell'affitto, della gestione, questo è evidente, posso dire come tutti gli altri culti, perché il Sì. tema che non è che il comune contribuisce, il comune, la provincia, la regione contribuiscono alle spese delle varie religioni diverse. E come dicevo prima, per la signora, come dire, ha sicuramente ragione che noi dobbiamo, come dire, capire e controllare, questo vale per ogni religione, perché ogni religione ha la propria parte integralista, basta vedere i vari culti religiosi integralisti che ci sono anche ad esempio negli Stati Uniti, quindi ovunque quando si è estremisti è qualcosa di sbagliato, ma avere centri vuol dire anche avere dei referenti con cui interagire come comunità e come forze dell'ordine, proprio per prevenire questi fenomeni, per avere l'informazione, perché i primi a sapere se ci sono situazioni familiari distorte o situazioni potenziali di violenza o di persone non desiderate sul nostro territorio sono i primi loro, e sono i primi a non volerli, per non infangare, per non peggiorare l'immagine delle singole comunità. Quindi il mio invito è assolutamente a non demonizzare, ma anzi ad avere dei rapporti per poter meglio integrare. Le persone che arrivano dagli altri paesi sono le prime, nella stragrande maggioranza, a voler essere integrate. Noi dobbiamo saper isolare insieme a loro, del loro anche obiettivo, le minoranze che non vogliono integrarsi, e questo vale insomma per tutti i paesi e come dire, le popolazioni del mondo, nessuno escluso. Noi dobbiamo sempre ricordarlo, quando siamo andati negli Stati Uniti o in altri stati l'immagine non è sempre stata edificante, ma anche lì c'era un 99% che ha lavorato, si è integrato, ha avuto ruoli nella società, un 1% che ha fatto delinquenza. Quindi noi dobbiamo saper isolare quell'1% e non condannare tutti. Un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Paolo da Muggia. Paolo da Muggia, buongiorno. Buongiorno, io volevo specificare una cosa, che questa accoglienza è un po' alla diffusa senza sapere chi entra e chi ci accogliamo proprio in Italia, soprattutto a livello di religione. Innanzitutto perché loro rispetteranno sempre la loro religione e non la nostra. Basti pensare che Canada e Australia hanno tutto un altro iter di accoglienza, fanno 6 mesi e poi li mandano a casa, con rispettivi controlli, dove lavorano, cosa fanno e il loro comportamento. Solamente in ambito matrimoniale loro possono diventare cittadini del Canada o dell'Australia. Grazie. Capito Paolo, grazie. Insomma, dice un'accoglienza alla rinfusa senza sapere chi ci prendiamo in casa. Sono d'accordo nella misura in cui servono regole e non serve nascondersi dietro un dito. Il problema è che in questo caso il governo attuale, centrodestra, deve negare, da una parte nega la problematicità dopo aver sbandierato il blocco navale per anni, era evidente che fosse infattibile, ma i voti sono stati, ricordatevelo sempre, presi anche su questo. Si evita il problema, poi nei documenti ufficiali si ammette che serve manodopera che arrivi anche da altri paesi, perché nel nostro non ne abbiamo a sufficienza, ce ne vogliamo rendere conto meno, o comunque ci sono alcuni lavori che non vogliono essere fatti, e quindi il punto non è negare il problema, né che ci sia la necessità, né che ci possano essere dei problemi di integrazione se non gestiti, ma affrontarli, avere dei flussi regolari. Nessuno vuole avere, nel nostro caso sicuramente, dei flussi irregolari alla rinfusa, che chi vuole viene, ma regolati. Ovvio che per l'Australia, che è in mezzo al mare, è un po' più facile rispetto a noi, che abbiamo sia dalla vostra parte il passaggio attraverso i Balcani, sia dalla parte ovviamente della Sicilia il passaggio verso il mare. Ma devono essere flussi regolati, con l'obbligo di fare un periodo di formazione in cui non si sa, se non si sa l'italiano, le regole e le leggi, ma va affrontato. E anche qui, spostando sul tema europeo, la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno già una legge pronta per avere una redistribuzione obbligatoria, non come in questi anni abbiamo visto un po' di elemosina del un paese ti prende 10, ne prendo 100, no te li lascio, no non vedo, e che non affronta il problema. Redistribuzione obbligatoria sulla base di parametri di popolazione, di capacità di accoglienza e anche di quanti se ne hanno già. Sono stati poi, è stato il Consiglio degli Stati, dove quindi c'è Orban, che è l'alleato della Meloni, e ci sono altri stati sovranisti
che quindi poi, come dire, da una parte loro non hanno il problema perché sono in posizioni geografiche dove comunque non si migra, e dall'altra lasciano il problema a noi. Allora anche qui togliere il diritto di veto ai paesi per poter prendere decisioni a maggioranze qualificate ci dà la possibilità di avere meno problematicità sulla nostra nazione, che è un paese di attraversamento, soprattutto sul tema dei migranti. Quindi l'invito è sempre non fermarsi alle promesse tante volte irrealizzate che mettono la polvere sotto il tappeto, ma affrontare i problemi in modo pragmatico, perché i problemi se no rimangono. Allora non avere la possibilità di dare documenti e di come dire, schedare le persone. Se si va in vacanza negli Stati Uniti, all'ingresso si mettono le impronte digitali la faccia, non è che è opzionale dove si dice si sta violando un diritto. Fare, no? Se vuoi entrare è così, ci ho andato tante volte, se no torni a casa. Quindi è un tema di democrazia che può valere per tutti, ma almeno noi sappiamo chi c'è, chi entra e dove va soprattutto, perché i flussi non sono solamente dalla nostra parte, tantissimi, sappiamo, migranti poi passano dall'Italia ma vanno in Francia, in Germania, in altri paesi, quindi il tema è sempre sapere a livello generale europeo dove sono le persone e chi sono, perché tante volte i documenti sono sostituiti, scambiati, insomma anche tutto il tema di riconoscimento è molto difficile. Allora serve affrontare il problema e non negare il problema o dare risposte semplici ai problemi, del dire noi non lo vogliamo perché tanto il problema lo vediamo, esiste. L'invito è affrontiamolo in modo pragmatico. Un'altra telefonata, poi dobbiamo andare rapidamente in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Laura, lei è il suo ospite. Volevo solo porre una domanda al suo ospite. Buongiorno. Quando che la signora che ha telefonato, che abita lì della casa dei Putti, ha chiesto che in caso di incidente chi paga cioè come viene risarcita la persona che ha subito l'incidente non avendo la macchina, l'assicurazione. Il suo ospite non ha tenuto assolutamente conto di questo fatto, ha tanto girato, ha tanto parlato, come lo fanno ormai. No, ma se vuole le rispondo, però sa, non è che faccio né l'assicuratore né il consigliere municipale, allora staremo parlando delle europee, ma le do una risposta puntuale. È evidente che non paga nessuno, perché probabilmente l'intestatario della macchina avrà un processo penale se non è assicurata, gli verranno richieste, come dire, verrà richiesto a lui di rifondere, oltre al guidatore, che bisognerà capire se ha o non ha la patente, anche qui con ovviamente delle violazioni penali, ma se eventualmente, perché questo era il sospetto della signora, può essere una macchina rubata o comunque di persone non in grado di pagare, chi avrà il danno non verrà risarcito, questo è scontato. Adesso, come dire, le rispondo volentieri, ma è un tema direi abbastanza evidente e che non afferisce alla politica, afferisce alle norme e afferisce a problematicità di questo genere. Ma le dico un'altra cosa, che è un problema delle città che nessuno sa. Il fermo amministrativo, se lei ha un'assicurazione non scaduta o altre violazioni anche minori rispetto al comune, la macchina è posta sotto fermo amministrativo e lei magari non è neanche informata e in caso di incidente l'assicurazione non risponde. Quindi ci sono tanti fenomeni per cui l'assicurazione non risponde, su cui è bene di essere informati, assolutamente. Assolutamente. Voleva concludere, signora? Sì, ecco. Mi dispiace perché la maggioranza dei vostri ospiti ormai non danno più risposta. Vabbè, ma gliel'ha data adesso. Adesso, perché no, ma le rispondo volentieri, però in questo caso se fossi candidato da sindaco a Trieste sicuramente sarebbe stata la priorità la risposta puntuale. Alle europee diciamo che non mi occupo di assicurazioni, ma vede che la risposta la sapevo. La data perché non l'ha data? Ma perché non era esattamente la priorità delle mie risposte, ma le ho risposto volentieri. Allora, grazie alla signora, noi dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, a fra pochissimo.
Allora, bentornati in diretta, siamo in compagnia di Federico Pizzarotti, candidato in questa veste di candidato di Azione alle prossime europee, lo ricordiamo appunto a lungo sindaco di Parma. C'è una telefonata in attesa, poi le leggerò, Pizzarotti, anche alcune mail che riguardano anche il Movimento 5 Stelle, quindi vedremo anche le questioni che sollevano i nostri telespettatori, ma sentiamo subito la telefonata. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona giornata a tutti. Buona giornata. E volevo, riguardo le tue segnalazioni delle signore riguardo le macchine che scorazzano lì per i puffi, vorrei sapere intanto se scorazzano in proprietà privata le forze dell'ordine non intervengono. E secondo, vorrei anche una mia curiosità, come mai quella macchina arrivata in via Romolo Gessi senza targhe è andato tutto in silenzio? Ho capito, evidentemente però non era nulla di allarmante, c'è stato un allarme, no? In via Romolo Gessi senza targhe. Sì, era senza targhe, poi non se ne è saputo più nulla, dice la signora, più nulla. Però evidentemente non era nulla di grave, perché poi non ci hanno informato, noi avevamo fatto proprio il servizio appunto, perché all'epoca. La situazione in quel momento non era proprio... infatti c'era una... O era rubata la macchina o era rubate le targhe, quindi a seconda poi alla fine non c'è stato un seguito. Magari ci informiamo, signora, così magari tranquillizziamo la popolazione, giustamente. E dice la signora, le auto che scorazzano magari in una proprietà privata, però come è il caso appunto delle famose case dei puffi, che è un comprensorio dell'ATER, dell'azienda territoriale dell'edilizia popolare, le forze dell'ordine, dice lei, non possono entrare. Però ovviamente possono, come dire, suonare e fare in modo che si evitino danni alle persone e alle cose, non è che la proprietà privata annulla il diritto dello Stato, quindi è evidente che ci sono situazioni di pericolo o non lo sappiamo, l'abbiamo detto prima, forse minori o forse persone senza patente, comunque possono intervenire. Poi, come dire, c'è anche il far desistere prima di altre misure, insomma, coercitive. Allora, dunque, c'è Nevio che ci scrive riguardo proprio 5 Stelle, dice: buongiorno, chiedo al signor Pizzarotti come mai il Movimento 5 Stelle riesce a vivere senza sovvenzioni, senza ruberie, ma restituisce una parte delle paghe da senatore e deputato e quello che non fanno, dice, gli altri partiti, dice Nevio. Ma allora, intanto invito Nevio a informarsi meglio, forse è rimasto fermo al 2013, perché il famoso sito Ti rendi conto, che era per rendicontare quello che prima era la riduzione degli stipendi parlamentari, lo hanno chiuso a metà legislatura scorsa proprio perché ormai non rendicontava più nessuno e non restituiva più nessuno, che Beppe Grillo, ma nero su bianco, lo guardi all'interno dei vari regolamenti del 5 Stelle, prende una parte anche, come dire, comunque di rimborsi per l'attività che fa. Il Movimento 5 Stelle ha tante, come gli altri partiti uguali, né più né meno, prende le sovvenzioni, prende il 5 per 1000, prende tutte le risorse degli altri partiti. Quindi l'epoca del facciamo senza soldi, che poi voleva dire che i gruppi locali ci mettevano i soldi, perché insomma in tanti anni direi che di soldi ne abbiamo messi, è sempre qualcosa di utopico forse, e per me anche di sbagliato, perché per noleggiare una sala, per fare i manifesti, per fare le attività, i soldi servono, è un dato di fatto, non servono magari i milioni di milioni, magari spesi anche male alcune volte, ma per fare la promozione della propria attività politica e l'informazione servono le risorse. Quindi invito Nevio a informarsi meglio e a vedere che i 5 Stelle sono diventati, come e anche peggio degli altri partiti, in molto meno tempo. Allora, invece Claudio, il nostro amico, insomma, di Tele4, Claudio Visintin, ci scrive riguardo al calcio, chiede se è tifoso di calcio. Ma io, come dire, tengo per la squadra della mia città, il Parma, di cui ho gestito quantomeno 2 situazioni societarie molto difficili, ricorderete in passato, passaggi rocamboleschi di società, ma anche un'altrettanta cavalcata dalla serie ex C, diciamo, fino alla serie A. Quest'anno il Parma è tornato in serie A e sono contento, ma poi non seguo le dinamiche, insomma, di classifica e neanche delle altre squadre, quindi sono felice di essere, che siamo ritornati in serie A, perché alla fine, e vale per tutte le città che hanno una squadra che ha il nome della città,
è un brand nel mondo. Questo lo dico alle persone, diciamo, non tifose o comunque non appassionate, che l'importanza di una squadra, dell'affetto dei propri cittadini, ma soprattutto del brand che può portare a livello nazionale, europeo, insomma per squadre anche che ovviamente fanno altri campionati, che possono anche vincerli, è un brand importante. Parma vince ancora, cioè in giro per il mondo è ancora ricordata per i fasti degli anni 90, questo per dare un po' anche l'importanza delle squadre di calcio. E quindi anche forza la nostra Triestina, il signor Claudio diceva impegnata contro il Benevento, da tifoso sono uscito con l'amaro in bocca dopo un bel primo tempo, poi c'è stato invece il pareggio, quindi l'ha lasciato un po' con l'amaro in bocca appunto. Allora una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei, a Pizzarotti. Buongiorno. Buongiorno Nivea. Allora, io volevo chiedere qualcosa, intanto non è ancora lui un parlamentare europeo, giusto? No, esatto, Eccolo, candidato. È saltato dai 5 Stelle ad Azione. Ecco. Allora, sono uscito dal 2016... Dal 5 Stelle nel 2016, 8 anni ho rivinto, okay, ho rifatto le elezioni, ho rivinto a Parma nel 2017 da solo, diciamo che è passato un po' di tempo, ecco, così solo per dare un'informazione. Lo so che a Parma ha avuto vita difficile negli ultimi anni. Allora, volevo chiederle una cosa, a proposito di Bruxelles. Dica pure, Siamo Nivea. qua. Sì, perché si sovrappongono e parlando in due non si riesce a colloquiare. Allora, delle lobby, le lobby sono sempre presenti a Bruxelles, no? Certo. E influenzano le decisioni europee a seconda dello Stato a cui appartengono. Se mi potrebbe spiegare un momentino che cosa sono queste lobby, sì. Perché sono sempre presenti nei Parlamento. Allora, abbiamo visto ultimamente anche delle corruzioni molto forti a livello di Bruxelles. E che cosa ne pensa di questo green votato ultimamente? Perché Azione non è ancora presente, giusto? Sì, c'è un parlamentare, ma comunque europeo. le rispondo anche su questo, volentieri. Ecco, a che gruppo voi vi proponete di appartenere, sì. E che cosa ne pensa del green con queste macchine elettriche e sull'isolamento delle case? Veramente sarebbe un salasso per le famiglie italiane. Grazie. Sì. Grazie Nivea, insomma. Allora, ma devo dire poco. due domande molto anche calzanti. Sì. Allora, parto dal green perché è più facile, cioè il Green Deal ha degli obiettivi che sicuramente sono condivisibili, ma non delle tempistiche e delle modalità condivisibili. Come diceva la signora, dobbiamo tutti fare il cappotto a casa, chi ce lo paga, perché non è scontato avere le risorse, non è scontato avere la situazione, specialmente in Italia, con centri storici molto, come dire, molto complessi anche dal punto di vista edilizio. Chi ce lo fa fare, entro quanto lo facciamo. Quindi il punto non è avere l'obiettivo della riduzione del cambio climatico. Non fatemi dire che ormai è evidente che c'è un cambio in corso, basta vedere, come dire, il tempo, i fenomeni, l'intensità dei fenomeni, non solo la frequenza, ma va affrontato in un modo che sia fattibile non solo dai cittadini ma anche dalle aziende, anche come diceva lei, il tema del trasporto, cioè andiamo tutti a batteria, ma sarà molto difficile, quindi vi assicuro che la complessità poi di spostarsi a batteria, oltre che l'impatto ambientale di cui nessuno parla delle batterie, è qualcosa di complesso, però va attuato in una strategia. Tra l'altro aggiungo una cosa di cui non si parla mai, c'è sì il limitare l'impatto del cambio climatico, ma c'è anche comunque intervenire sul cambio che c'è già, perché se noi non facciamo lavori in termini di evitare le alluvioni, delle riduzioni delle frane, quindi del dissesto, che è un fenomeno che è già presente, che è già aumentato in questi anni, noi non stiamo facendo un buon lavoro, quindi non è che ce lo risolve, se esonda un fiume non ce lo risolve fare il cappotto fa un lavoro, il cappotto, la pompa di calore, le tecnologie per ridurre questo impatto fanno un lavoro, ma la prevenzione degli impatti che noi già abbiamo sono l'altra parte per evitare altrettanti danni alle persone, alle cose
e alle industrie. Quindi serve un apporto pragmatico. Noi in Europa saremo all'interno del gruppo di Renew, che si chiama così, che è il gruppo dei liberali, di tutte le famiglie dei parlamentari, dei partiti liberali a livello europeo, che ha un approccio molto più pragmatico su questo tema. Infatti se lei come tutti i telespettatori si va a leggere il nostro programma, noi diciamo il piano come è stato approvato oggi è ideologico e inaffrontabile. Se lei guarda gli obblighi di transizione per quanto riguarda gli autotreni, quindi i camion, che dovrebbero andare tutti a batteria dal 2030, capite l'impatto su un camion del peso, la carica, la colonnina, è qualcosa di oggettivamente inaffrontabile. Serve piuttosto, tra l'altro, un cambio. Se noi avessimo lo stesso tipo di incentivi tra la macchina elettrica e far passare le macchine delle persone che magari non hanno le risorse per passare da un Euro 2 di una macchina vecchia a un Euro 6, l'impatto ambientale in termini di emissioni è migliore di immettere 1 milione di auto elettriche. Questo ci dà la dimensione che non c'è una strada unica per arrivare alla riduzione dell'impatto ambientale. Quindi la risposta sintetica anche in una battuta è sicuramente l'obiettivo è condivisibile, ma non sicuramente così, perché è molto ideologico. Sul tema delle lobby invece le spiega cos'è una lobby. Non è necessariamente una cosa come è stata dipinta in tanti casi che porta a problematiche anche corruttive, ma è in caso europeo e anche qui negato in Italia, ma ci sono anche in Italia le lobby, in modo trasparente una categoria che può essere industriale, ambientale, politica, di ogni genere, del provare a influenzare, che non vuol dire negativamente in modo nascosto, ma dire vogliamo ottenere quell'obiettivo e quindi noi cerchiamo di dirlo, raccontarlo, portare delle argomentazioni politiche per fare in modo che un gruppo di parlamentari, l'intero Parlamento, vada nella stessa direzione. Questo può essere fatto ovviamente in chiave positiva o in chiave negativa, come tutte le azioni umane. Però la differenza, e secondo me il fattore positivo europeo, come anche americano ad esempio, è che le lobby devono essere registrate, ci deve essere il nome, ci deve essere pubblicata l'attività di cosa fa chi incontra quella lobby quei giorni e anche del parlamentare europeo chi incontra e chi vede. Ed è un modo quindi di dire c'è la tal industria che magari si occupa di batterie, che vuole dare delle informazioni, in certo modo influenzare il fatto che si vada verso una direzione piuttosto che quella del petrolio, però viene fatto in un modo in cui gli elettori, i cittadini si possano informare. Avviene anche in Italia, non c'è bisogno che penso che lo dica a nessuno, però avviene in modo nascosto perché chi incontrano i parlamentari, chi vedono, chi sono le lobby, chi sono i gruppi di influenza in Italia, non essendoci un registro, in realtà c'è un registro che non ha quella funzione ma ha anche quella funzione, non lo sa nessuno, ma è evidente che negli anni abbiamo visto gruppi di influenza che fanno delle attività. Però le porto un esempio positivo di lobby che magari in Italia, proprio perché lo neghiamo, non sappiamo sfruttarlo. Noi in Italia abbiamo tra l'altro i più grandi esperti a livello europeo di gallerie e infrastrutturazione di gallerie. Noi abbiamo circa 5.000 gallerie, il paese che ne ha di più in Europa è la Francia che ha 500 gallerie, quindi siamo 1 a 10, ma loro negli anni hanno fatto un'attività di lobby rispetto alle tecnologie da implementare nelle gallerie che sono meglio quelle francesi, forse noi eravamo distratti o facevamo altro e quindi oggi tante delle tecnologie vendute sono francesi con un vantaggio economico e industriale francese a discapito nostro e degli altri paesi. Questo le dà l'idea di un esempio positivo che se noi fossimo in generale più furbi e invece di mandare in Europa l'Italia è 25esima su 27 paesi in termini di influenza dei parlamentari europei, proprio perché quelli che ci vanno o non sono competenti o non ci vanno neanche. E allora gli altri paesi cosa fanno? Portano l'acqua al loro mulino, quindi serve portare persone competenti, serve che ci siano anche gruppi di influenza che portino avanti in modo virtuoso. Se noi abbiamo più competenze è giusto che vengano portate le nostre e non quelle di altri paesi. Questo lo si fa anche attraverso lobby positive, però per, come dire, funzioni che abbiano una ricaduta positiva per l'Europa e per il nostro paese.
Questo insomma anche quello della presenza poi o meno, no, del parlamentare che viene eletto è anche un tema, no, che sta scaldando la campagna elettorale, poi anche proprio per la prospettiva di qualcuno che magari si candida poi pur sapendo che non ci andrà mai. Tante volte le polemiche che noi leggiamo, soprattutto della destra, rispetto ad esempio, no, si è tanto parlato della farina di grillo, no, dei grilli, degli insetti. Una direttiva europea non è come in Italia dove magari c'è un decreto legge a luna di notte e qualcuno può urlare di 5 Stelle memoria la manina che nella notte cambia le cose, forse anche qui la disattenzione più che la manina, ma in Parlamento europeo c'è una procedura molto rigida e molto trasparente, dove anche le lobby, dove anche le associazioni di categoria, dove tutti i gruppi hanno modo di dire la loro, e dopo un iter che dura circa 2 anni si arriva alla decretazione. Quindi quando il parlamentare l'ultimo giorno dice abbiamo scoperto che ci volevano far mangiare, vendere, produrre i grilli, vuol dire che ha dormito per 2 anni, quindi dovete sempre chiedervi se lo si viene a sapere il primo giorno durante l'iter e si vuole influire con la propria opinione durante l'iter, o se lo si scopre durante la votazione vuol dire che il parlamentare non ha fatto un buon lavoro. Allora, una telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, buongiorno, sono in linea, mi sentite? Sì, non benissimo ma la sentiamo, buongiorno. Buongiorno Bucarella, buongiorno alla gentile redazione, l'ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. A lei, allora, volevo portare prima di tutto un piccolo apporto per quanto riguarda quello che si è parlato prima, nel caso che io venga investito da una persona che sia sprovvista di assicurazione, chi paga? Allora, lì esiste un fondo che si chiama Fondo Vittime della Strada e diciamo è pagato dalle compagnie assicurative. Però lì bisogna avere un avvocato e un percorso abbastanza. E poi dipende, no, ma questo certo, però dipende molto dal tipo di danno. La signora diceva: se uno mi sboccia la macchina, sicuramente non paga il fondo delle vittime. No, questo non vale la infatti. pena, diciamo. Esatto. Il tutto. Però dovevo dissentire sul fatto di come è decantato l'Unione Europea. Allora, innanzitutto c'è da fare una piccola precisazione. Il valore che ha il Parlamento europeo come influenza è paragonabile a zero, e più o meno sarebbe come se la von der Leyen si svegliasse la mattina, convocasse il Parlamento e gli dicesse che cappellino mi metto oggi, rosa o blu? Ma mettiamo per ipotesi che il Parlamento dica rosa e lei si mette blu senza nessuna conseguenza, e già questo la dice lunga. Poi, quindi incide poco, insomma, dice lei, no? Ma sono d'accordo, infatti una delle proposte è riformare il funzionamento del Parlamento europeo che possa avere capacità propositiva. Sono d'accordo che oggi il funzionamento è spostato troppo. Se ne parla, ma alla fine io voglio ricordare al gentile ospite che prendo un esempio, la Google, che tutti sappiamo chi è Google, ha 2500 lobbisti, tutti legati al mondo del Parlamento e dell'istituzione europea, 2500 solo per la GUE. Immaginiamo tutto il resto delle altre diciamo multinazionali. Praticamente per noi cittadini non ci sono neanche più le briciole, tanto quanto che a mio avviso il gentile ospite si è più o meno contraddetto su una cosa, ma non lo dico in un tono di accusa. Sì, no, ma io lo rispondo, non c'è problema. Perché ognuno ha diritto di avere le sue opinioni. Si è contraddetto perché mi parla parlava di Carmati, sì, perché alla fine quello che sta venendo fuori uno che l'Europa sta diventando una situazione guerrafondaia di cui la popolazione non ha nessun controllo, perché ci sono manifestazioni in continuazione e praticamente questi qua continuano a fare guerre. Questo A. Ok. Rapidamente, perché la comunicazione è molto disturbata e poi dobbiamo anche dare il collegamento al nostro finisco subito. Velocissimo. No, velocissimo, rapidissimo. E secondo, quello che c'è da risolvere, e beata allora che c'è l'Ungheria che è sovranista, quello che c'è da risolvere non è tanto la questione dell'istituzione europea,
tanto quanto l'Italia è passata dal 44esimo posto come libertà di stampa al 51esimo, ringraziando quell'infame governo che c'era prima. Prima di studiare i nostri problemi in casa, grazie al nostro telespettatore, mi dispiace devo interromperla perché fra l'altro appunto è molto disturbato, però insomma abbiamo capito, no, quello che era il suo adesso non vorrei contraddirlo, quindi era, non so dove ha letto, 2500 lobbisti solo di Google, adesso sono più dei parlamentari europei, probabilmente infatti, della gran parte dei tecnici. Non so, si parleranno da soli, adesso dubito che il numero possa essere questo, quindi come dire, magari vado a controllare, ma sinceramente insomma mi sembra un po' una sproporzione. Normalmente tra l'altro non è per i singoli, per le singole aziende, in generale ai gruppi di influenza legati al mondo delle tecnologie, dell'industria, ma anche dell'influenza politica sul tema magari degli animali, c'è una petizione molto sentita e un'influenza molto sentita per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, sia in termini di qualità della vita, ma anche qualità poi del prodotto che tutti noi mangiamo. Quindi lobbisti è avere un gruppo di influenza. In città è come dire quando c'è un comitato di cittadini che chiede che venga cambiata una cosa o che propone una cosa, è lo stesso meccanismo fatto a livello di Parlamento. Sull'influenza del Parlamento ha sicuramente ragione, ma la soluzione non è non avere l'Europa, ma è fare in modo che le regole cambino e funzionino meglio. Chiudo siamo passati dal 44esimo al 53esimo posto, dubito che sia il governo precedente, fatemi dire che oggi, visto anche le proteste della RAI e dei giornalisti della RAI, forse un po' il governo attuale, dubito che Draghi abbia influenzato negativamente la libertà di stampa. Allora, adesso ci colleghiamo con il nostro Bernardo Gulotta che si trova nella zona della stazione, in particolare l'ex mercato proprio accanto alla stazione, accanto al Silos, dove trovano rifugio tanti migranti, lo dico anche per il nostro ospite. Allora, buongiorno Bernardo, buongiorno a te, non so se ci sono già degli ospiti della commissione che dovrà fare un sopralluogo all'interno di quella struttura. Buongiorno Laura, buongiorno a Pizzarotti e tutti i telespettatori. Siamo, come hai detto tu, a fianco alla stazione perché fra poco alle 9 è previsto il sopralluogo del cosiddetto bazar della stazione, che è stato menzionato più volte in questi ultimi mesi come possibile luogo dove poter ospitare i migranti provenienti dalla rotta balcanica che coloro i quali non trovano oggi posto nell'accoglienza organizzata invece trovano ricovero all'interno del Silos, con tutte le conseguenze di fatiscenza, di igiene e di precarietà anche umana che conosciamo esserci all'interno delle volte dell'antico magazzino, proprio il Silos. Tra poco, come detto, comincerà la commissione richiesta dalla civica di opposizione adesso Trieste, quindi eventualmente nei collegamenti successivi avremo ai nostri microfoni anche o il capogruppo La Terza o qualcuno della lista civica. La commissione quarta è richiesta soprattutto a gran voce da i cittadini e dai volontari che prestano il proprio servizio in Piazza Libertà a sostegno proprio dei migranti, coloro i quali sono feriti, hanno riportato anche dei guai fisici ai piedi, agli arti, nella lunga camminata dei Balcani. Queste associazioni oggi sono rappresentate da diversi cittadini che fanno parte della platea che qui si appresterà a seguire il sopralluogo di questa commissione. L'utilità di questo sopralluogo è capire lo stato di fatto della struttura, perché se da un lato parte dei cittadini e della politica richiede che sia attrezzato nuovamente il mercato della stazione come luogo come ricovero, come detto poco fa, dei migranti, dall'altro però bisogna capire in che condizioni si trovi proprio questo locale, e per questo motivo oggi siamo qui, perché la Commissione è propedeutica alla verifica dei locali stessi. Un appello lanciato da diversi cittadini anche attraverso la piattaforma change.org con una richiesta direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella di farsi parte attiva e sensibile su questa tematica. Sono state raccolte circa 7.000 firme, ovviamente qui non sono 7.000 le persone rappresentate, sappiamo come poi le raccolte firme nelle piattaforme comunque possano anche ampliarsi a luoghi non per forza deputati alla città, e quindi comunque le firme provengono anche da molte persone vicine al tema ma magari non vicine logisticamente a Trieste. Le ragioni dell'utilizzo dell'ex mercato della stazione
stazione di Via Gioia, leggo dal volantino che mi hanno dato proprio le associazioni volontari, come struttura di accoglienza per finalità umanitarie, bassa soglia e dell'ostello di Camposacro, perché quello è un altro punto nevralgico dove si sta discutendo la possibilità di utilizzare in maniera strutturata proprio il luogo di Camposacro, come sempre in parallelo al bazar della stazione, come strutture di accoglienza. Io vi restituisco la linea anche per dare spazio alla pubblicità. Qui diciamo la fase è preparatoria, vediamo soprattutto rappresentanti della società civile, dei comitati dei cittadini. Comitati li riconosciamo anche per la presenza e i volti di alcune delle persone qui presenti, nonché ovviamente i commissari e quindi diciamo i consiglieri comunali che fanno parte della quarta commissione. Presidente di questa commissione è Lorenzo Giorgi di Forza Italia, sono già presenti il capogruppo Barbo, Kevin Nicolini di Adesso Trieste, Massimo Codarin di Fratelli d'Italia e il consigliere Dall'Agata e la consigliera Canciani della Lega. Tra poco ci ricollegheremo anche per farvi vedere gli interni di questo spazio, perché fondamentalmente a noi interessa anche seguire questo sopralluogo per capire effettivamente cosa troviamo all'interno di questi locali. Qual è lo stato? Grazie Bernardo Gulotta, molto puntuale. Allora, questa è la situazione, uno dei temi caldi. Ma allora, vabbè, io adesso questo proprio in ambito amministrativo, io sono sempre contrario alle concentrazioni, cioè l'accoglienza diffusa, cioè sono assolutamente a favore dell'accoglienza e del gestire il problema, come si diceva prima, ma la concentrazione, posso dire di fronte alla stazione, le stazioni in tutta Italia sono luoghi già complessi e già con fenomenologia, come dire, criminale o comunque di degrado da sole. Mettere queste due cose di fronte non sono convinto che sia la scelta migliore. Non so, come dire, quali sono dei luoghi che può mettere a disposizione Trieste o comunque più luoghi, però la concentrazione non penso che sia mai la soluzione migliore. Da noi oggi hanno fatto come dire, un campo in un'ex fabbrica appena fuori città, quindi senza neanche servizi, ed è criticato dalla popolazione, dalle amministrazioni stesse. Nel 2016, quando c'era stata l'altra forte ondata migratoria, l'accoglienza diffusa attraverso i progetti SPRAR nazionali dava una risposta molto meno complessa, sia per i residenti che per gli accolti. Allora, grazie a Federico Pizzarotti, candidato di Azione, per essere stato con noi, e torni a trovarci come auspica la signora Renata. Dice ha apprezzato il suo intervento, ha detto dovreste invitarlo una volta alla settimana. Vabbè, non so se sarà possibile, comunque grazie, in bocca al lupo insomma per il proseguo della campagna elettorale. Grazie. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, vi presento subito il nostro nuovo ospite. Si tratta di Fabio Tognoni, candidato sindaco a Monrupino con la coalizione di centrodestra per Monrupino. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a lei dottoressa, grazie dell'invito. Allora, questa scelta di candidare anche, di presentare proprio dei nomi, dei candidati in modo unitario da parte del centrodestra anche nei comuni del Carso, è un po' una novità, no? per i nostri comuni. Certamente è una novità, anzi, se mi consente vorrei ringraziare i segretari e gli esponenti politici dei partiti che mi hanno inserito in questa avventura. E prima volta del centrodestra, è vero, è la prima volta, ma d'altra parte siamo partiti da un principio che era quello che nelle elezioni precedenti moltissime persone non sono andate a votare. Ora, questo è sintomatico a livello nazionale. Nella fattispecie nel comune di Monrupino la percentuale dei votanti è stata molto elevata e superiore alla media nazionale, però pur essendo un comune molto piccolo con 800 circa aderenti al voto, 250-260 persone che non hanno votato ha un significato, certo, che potremmo riconoscerlo o ricondurlo
al fatto o di non riconoscersi in una certa ideologia oppure un certo malumore. Ora, va considerato anche un fatto, vede, io provengo da una cultura liberale, mi sono sempre ispirato a Benedetto Croce, a Don Luigi Sturzo, a Luigi Einaudi, laddove la cultura liberale era fondamentale. E essendo proprio un liberale, io credo che tutte le persone dovrebbero esprimere la loro opinione attraverso il voto. Si è lottato molto all'epoca per raggiungere il voto e perché non sfruttarlo? Lei mi dirà, ma anche chi non vota fa politica. Certamente è un'espressione contraria, quindi come tale anche chi non vota fa politica. Ma perché non vota? Ed è la ragione per la quale abbiamo deciso di costituire questo centrodestra unito per cercare di capire se le ragioni del non voto erano il non ritrovarsi in certe ideologie. Quindi la mancanza di un'alternativa, di una possibile e quindi scelta, magari insomma, di non chiaro. sentirsi rappresentati, ecco. È chiarissimo, quindi da qui la decisione, vi siete presentati nei 3 comuni, no? Monrupino, San Dorligo e Sgonico, lei è candidato sindaco a Monrupino, il comune dicevamo prima più piccolo ma con una sua complessità, no? Naturalmente. Monrupino è un gioiello del Carso, un gioiello perché è ricco di cultura, è ricco di tradizioni, di storia e come tale va valorizzato, va portato avanti un programma proprio per rivalutare tutto ciò che è insito in quel territorio, sia a livello culturale, come dicevo, sia anche a livello industriale, perché non dobbiamo tralasciare il fatto che l'interporto di Fernetti incide nel comune di Monrupino. È vero. Ed è una realtà economica molto importante per tutto il territorio. Al di là di questo ci sono le tradizioni enogastronomiche che vanno valorizzate. Con questo io non voglio dire, so che è stato fatto molto nel comune di Monrupino. Le precedenti amministrazioni hanno lavorato bene. Noi che cosa vorremmo portare? Vorremmo portare una novità che io raffiguro nella mancanza delle famose 3D. Noi non siamo figli di, non siamo amici di, non rappresentiamo di. Questo sta a significare che vorremmo portare quella collettività ad avere la fiducia perché siamo scevri da ogni pregiudizio di rapporti o familiari o di amicizia. Quindi questa è la novità. A livello di programma che cosa intendete portare? Qual è la priorità? Lo chiedo a tutti i programmi, lei lo sa perfettamente, sono praticamente basati sugli argomenti che diventano poi generali, che sono comuni a tutti quanti. È forse il modo di interpretare questi punti. Ad esempio la sicurezza. La sicurezza io credo che sia proprio nella specificità del territorio e della conformità del territorio sia un fattore molto importante, perché ora diciamo, e qui porto l'acqua al mio mulino, grazie al ministro Tajani è stata prorogata la chiusura di Schengen, quindi il controllo dei confini, ma i confini vengono controllati soltanto per quello che riguarda la viabilità, tutto il resto invece è vulnerabile ed è impossibile poter andare a controllare tutto il territorio. Che cosa c'è da dire? Che in una comunità così ristretta la percezione della sicurezza
è molto elevata, perché la sicurezza porta la paura, e la paura non è nient'altro che quel sentimento che ci fa diffidare di chiunque, cosa che non era insita in noi negli anni passati. Dormivamo con le porte socchiuse, non c'era il timore di incontrare una persona ed essere diffidenti di chi incontravamo. Ora la delinquenza sta dilagando, gli episodi stanno dilagando, tutto questo porta la paura per se stessi, la paura per i propri familiari, la paura per le proprie cose. Allora, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, buongiorno gli ospiti. Io volevo un po' agganciarmi tra il vecchio, diciamo, il precedente, come si dice, spettatore e l'attuale, no? Sì. Perché hanno, diciamo, secondo me messo in evidenza alcune cose comuni, no? Allora, parto brevissimamente dal precedente. Il precedente ha dichiarato prima che l'Italia, come parlamentari europei, è al 26esimo posto per quanto riguarda, diciamo, l'influenza sulle istituzioni europee, no? E nella realtà dei fatti poi, diciamo, ho fatto un intervento in cui, diciamo, segnalavo che solo la GUE ha 2500 lobbisti in seno alle istituzioni europee, e questo legittimamente ha messo in dubbio, diciamo, questa mia osservazione, no? Sì. Ecco, prendo da questo spunto perché il 26esimo posto è proprio dovuto a questo, che la maggior parte dei rappresentanti dei parlamentari europei o dei nostri, diciamo, inviati in Europa sono limitati non oltre il proprio naso, perché non riescono a concepire che ci sono giochi più grandi, diciamo, di noi, no? A me, diciamo, le informazioni che do per Tele4, diciamo, costano direttamente una terribile fatica, anche notate intere, però, diciamo, trovo delle cose. E invece volevo rivolgermi al candidato sindaco di Morbino. Mi sente? Sì, non benissimo, sì, dica pure. Va bene, però. ci provo. Sì. Allora, voglio fare questa domanda al candidato sindaco, no? Allora, c'è stato un aumento da parte dell'Europa di 60 volt per metro quadrato per quanto riguarda le soglie di inquinamento della telefonia, no? Questo qua in conseguenza causerà una notevole problematica degli elettrosensibili, questo è un dato di fatto, no? Allora, generalmente, in base a come è stata costruita la normativa europea recepita dall'Europa, recepita dall'Italia, questo impedisce ai sindaci di, virgolettato, difendersi dall'installazione dei tralicci della di nuovi telefonia, tralicci, no? sì. Però c'è anche una sorta di scappatoia che viene utilizzata nel resto d'Italia, no? Si può, diciamo, impedire l'installazione di nuovi tralicci avvocando, diciamo, i diritti della bellezza architettonica, della bellezza del paesaggio, sì, no? La tutela, sì. Allora, io volevo chiedere questa domanda. Siccome il problema degli elettrosensibili sta aumentando di sicura, volevo chiedere una volta, se qualora sarà eletto, se diciamo, nell'ambito della sua giurisdizione riuscirà a creare una zona nel suo comune che sia libera dall'influenza dell'inquinamento elettromagnetico. Questo si può Capito, fare. questa è la domanda Grazie, precisa rivolta al candidato sindaco. Va bene, grazie. Allora, vuole rispondere al nostro telespettatore? Diciamo che le normative europee purtroppo vanno rispettate. Dobbiamo necessariamente cercare di tutelare quello che è l'ambiente, di tutelare i cittadini, di tutelare il verde, e quindi tutto quello che dovrà essere proposto verrà vagliato nella maniera e secondo determinati canoni per rispettare proprio la sicurezza dei cittadini. Allora, questa è insomma la replica a quello che diceva il nostro telespettatore. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia del candidato sindaco a Monrupino del centrodestra Fabio Tognoni. A fra poco.
Bentornati in diretta ancora in compagnia di Fabio Tognoni, candidato sindaco a Monrupino per il centrodestra unito. Insomma, parlavamo prima di questa novità, di questa esperienza che il centrodestra propone appunto nei 3 comuni che vanno al rinnovo in questa tornata elettorale. C'è già un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente, poi leggiamo anche qualche mail. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Buongiorno. Non mi dimentico il nome. Allora, volevo dire una cosa. Dica. La storia di queste missioni che hanno rinforzato, ho già avvisato, mi ha fatto andare in tilt tutti gli elettrodomestici, perché il frigorifero mi sembra che dovrò cambiarlo, perché va come che fosse un motore dentro fortissimo, quando che vengono emesse più forti le emissioni, e il frigorifero si stacca completamente. Quindi sarebbe da rivedere questo, perché noi qui a San Giacomo forse è meglio che chiami un tecnico prima magari di fare un cambio. Sì, ho già parlato col tecnico, e dipende proprio da queste cose qui, perché noi a San Giacomo hanno messo tantissime queste antenne per le emissioni. E poi vorrei dirle un'altra cosa che non c'entra niente. In cimitero, mi sa dire qualcosa del cimitero? Che hanno trovato rotte le tombe e tutto buttate cimitero di all'aria Sant'Anna? Nel campo 14, 15, 13. Cosa succede? Anche lì fanno business, cosa fanno? Entra dentro delinquenti, fanno anche queste cose lì. Ma parla del cimitero di Sant'Anna? Certo. Ho capito, ci informiamo, non so nulla di tutto questo, non le risulta. Sui giornali non c'è stato. Hanno parlato abbastanza di questo fatto. Va bene, andremo a informarci, allora grazie intanto e buona giornata. Insomma, faremo riferimento all'assessore competente per verificare chiarire la situazione del cimitero di Sant'Anna, che se vera insomma sarebbe preoccupante, no? Sicuramente sarebbe molto preoccupante, piuttosto grave. Allora, ci sono alcune mail che stanno arrivando al nostro indirizzo. C'era Enrico, vediamo se riesco a ritrovare la mail giusta perché sono tante, eccola qui, che chiede in realtà chiedeva al sindaco di Monrupino, va già avanti, è candidato sindaco di Monrupino, quanti minori non accompagnati ha in carico amministrativo il comune attualmente di Monrupino. Il numero esatto però non lo si può conoscere. Il numero esatto è difficile stabilirlo, è un dato che dovrebbe pervenire dalla prefettura. Diciamo che il numero non è esiguo, almeno da quello che si vede camminando per strada e quindi da quanti ne incontriamo per strada. Questo è un dato di fatto ed è il famoso discorso di cui facevo riferimento prima, circa il senso di sicurezza e quindi di paura. I minori non accompagnati seguono un iter protettivo, come è giusto che sia. È chiaro che dovrebbe essere anche in una giusta percentuale in base alla località e in base al numero degli abitanti, credo. Commisurato, insomma. Come misura dovrebbe essere adeguata al numero degli abitanti. Quello che è il punto cruciale, il fatto di occuparsi di queste persone nel modo giusto e non lasciarle abbandonate a se stesse. Ecco qual è la grossa problematica. È un grosso problema. Il grosso handicap sta là, sta nel fatto che queste persone bighellonano tutto il giorno, non hanno nulla da fare se non consultare il cellulare. D'altra parte, io ho assistito ad un episodio la settimana scorsa in stazione centrale. Io ho visto 5 agenti della Polfer con altrettanti in borghese che sono stati impegnati oltre 3/4 d'ora con una persona esagitata. E questi funzionari di polizia hanno usato
tutta la diplomazia, tutta la comprensione possibile per riuscire a convincere questa persona a desistere dal avere determinati atteggiamenti. Ecco, io sentivo dire da qualcuno vicino, sentivo dire poverino, lasciatelo stare. Ora, questo concetto del poverino, lasciatelo stare, è molto pericoloso, perché questa persona aveva necessità di essere assistita, preso in carico in qualche doveva modo, essere no? preso in carico, Chiaro. e lo hanno fatto con un rispetto, mi creda, che è stato eccezionale. Le posso garantire, io ho vissuto 8 anni in Libia, negli anni del dominio Gheddafi, dall'84 al 92, e le posso garantire che per entrare in Libia, se non c'era un visto, non si entrava. Chiaro. Le posso garantire che non c'era una chiesa cattolica dove andare a seguire la messa. Andavamo in casa delle suore italiane, dove c'era un sacerdote che su un tavolo celebrava messa. Nessuno ha mai avuto, nonostante all'epoca ci fossero dei rapporti diretti fra i due stati, nessuno di noi ha mai avuto una tutela, contrariamente a quello che sta avvenendo oggi da noi. Allora, abbiamo un'altra telefonata in attesa, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa, Buongiorno. Laura, sono Oscar, buongiorno, Oscar, al buongiorno. suo ospite. Mi allaccio alla telefonata di poc'anzi riguardo ai danni che il cimitero di Sant'Anna sta subendo nei campi numero 13 e nel campo numero 14. Ho già chiamato ieri, c'era Bernardo come conduttore e c'era l'assessore Bertoli alla finanza e il bilancio del comune di Trieste, ai quali ho fatto presente questo fatto e gentilmente se potevano comunicarlo all'assessore Sandra Savino, che è l'assessore di competenza dei servizi cimiteriali. Chiaro. È già da molto tempo che va avanti questa storia, vengono tolte le foto e buttate in giro per i campi e sulle altre tombe, e vengono tolti i portafiori e vengono buttati alla rinfusa un po' di qua, un po' Ho di là. capito. Credo che sarebbe il fatto forse del il caso, se furto dei potete fare portafiori, gentilmente un questo l'avevo già servizio sentito. in merito a questo fatto, che anche se non è sul giornale, se non è presente, però il fatto sussiste, e sussiste e va avanti già da un bel po' di tempo. Eccolo, questo volevo dire. E ho parlato con gli addetti sono al corrente e sanno praticamente quasi chi sia, solamente hanno detto è una persona un po', dicono loro, squilibrata, insomma, che non sta bene con la testa, ovviamente, per fare quelle cose lì, però al momento nulla è stato fatto e no. Se qualcuno può fare qualcosa, magari se voi potete segnalarlo con un eventuale servizio da parte vostra. Senz'altro, va bene, grazie della segnalazione, di aver chiarito quello che appunto avevamo non capito bene dalla segnalazione precedente. A questo si riferiva quindi ai furti e anche danneggiamenti di foto da e parte portafiori. Senz'altro, io mi faccio carico di informarne l'assessore Savino di questa segnalazione e diciamo che dovrebbero anche esserci un pochettino più di controlli. Ecco, questo è il punto cruciale che contro il vandalismo bisogna attuare. Me ne faccio carico di avvisare l'assessore Savino. L'assessore Savino. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, poi fra l'altro parlavamo prima della zona della stazione, dell'accoglienza dei migranti eccetera, torneremo anche con il nostro Bernardo Gulotta proprio alla commissione che si sta occupando della struttura di via Flavio Gioia, proprio accanto alla stazione, per eventuale ricovero appunto dei migranti che arrivano nella nostra città. Ma tutto questo dopo un po' di pubblicità. A fra poco.
rieccoci in diretta ancora con Fabio Tognoni, candidato sindaco di Monrupino con il centrodestra per Monrupino, appunto. Fra poco, come vi dicevo, ci collegheremo nuovamente con il nostro Bernardo Gulotta, con la commissione del Consiglio Comunale per il sopralluogo all'interno della struttura di via Flavio Gioia, per l'eventuale appunto utilizzo di questa struttura per il ricovero di coloro che attualmente continuano a stazionare all'interno del silos, quindi per risolvere insomma parzialmente questo problema. Allora, ci sono anche delle mail, ma adesso torneremo anche sui temi sicuramente di Monrupino. Volevo chiederle quali sono i punti qualificanti di cui si occuperebbe in caso appunto di elezione, no, a sindaco. Volevo solo sottolineare che Claudio ci invia un'altra segnalazione, ne abbiamo parlato molto anche nella prima parte della nostra trasmissione, una segnalazione su un altro tipo di truffa attraverso i messaggini, gli SMS. Mamma, il mio telefono è rotto, questo è il mio numero temporaneo, sei in casa, fate attenzione, se possiamo certo. Anche far vedere insomma i soliti furbetti, ce lo invia il nostro telespettatore Claudio. Fate attenzione particolare a tutti questi tentativi di truffa appunto per quanto riguarda la telefonia. Purtroppo, sono quotidiani. Questo fa parte di un contesto che si sta ampliando e allargando sempre di più. Sembra quasi che le intelligenze vengano impegnate solo ed esclusivamente per truffare le persone e per truffare il prossimo, soprattutto le persone di una certa età, che sono molto più fragili di fronte a determinate richieste. E questo è il problema che sta veramente assillando. Al di là di tutto è perenne. Noi riceviamo quotidianamente 20-30 telefonate, messaggi non ne parliamo, su internet è spaventoso. Verissimo, assolutamente. E quindi bisogna fare molta, ma molta attenzione. Allora, torniamo proprio a Monrupino. Quali sono le tematiche sulle quali si concentrerebbe la sua attenzione appunto in caso di elezione? Abbiamo detto insomma la realtà di Monrupino è piccola ma anche variegata e complessa, esatto, certo, quindi molto importante. Vede, c'è da considerare una cosa, la squadra che è stata preparata, quindi con tutti quanti i candidati consiglieri, è variegata, ci sono tutte le età, provengono da tutti i settori e io ho cercato anche di avere molti giovani, ci sono molti giovani, perché i giovani sono coloro i quali interpretano una realtà che è lontana magari dalla nostra, che abbiamo un'età avanzata. Che cosa comporta questo? Comporta il cercare di mantenersi al passo con le esigenze. Il Comune di Monrupino è avvolto nel verde e questo ha un'importanza immensa per chi ci vive e immensa per chi ne usufruisce. Oltre al verde abbiamo il fatto storico, quindi la storia di Monrupino va valorizzata a livello turistico. Ora noi abbiamo la fortuna di avere anche le navi da crociera che arrivano 2 volte, 3 volte alla settimana a Trieste, e perché non fare degli accordi con le compagnie di navigazione in maniera tale da poter proporre anche le visite a Monrupino. La storia di Monrupino è importantissima, abbiamo la casa carsica che è stata ristrutturata dall'attuale giunta e ha fatto un lavoro egregio, quindi la valorizzazione di tutto questo è importantissima. Noi, è chiaro, tentiamo di arrivare ad ottenere il massimo del risultato, ma qualora ciò non ci fosse consentito, cercheremo di dare l'aiuto e il contributo per quello che riguarda l'attuazione anche di questo sviluppo.
oltre allo sviluppo turistico c'è anche il problema dei trasporti e della sanità. Il problema dei trasporti e della sanità sono gli altri due punti, ne parliamo fra pochissimo perché vedo pronto il nostro Bernardo Gulotta proprio dall'interno dell'ex bazar o mercato insomma, coperto della stazione, credo sia già cominciato proprio questo sopralluogo all'interno della struttura. A te la linea nuovamente, Bernardo. Grazie Laura, buongiorno all'ospite in studio. Siamo entrati dopo una lunga discussione, perché sono presenti qui tanti cittadini e tante associazioni che prestano volontariato, che si adoperano per fornire supporto ai migranti della rotta balcanica, ma anche ai senza tetto stanziali, quelli che vivono già in città o che sono storici della città di Trieste. Siamo riusciti a entrare dopo lunghe polemiche proprio perché ci sono tante persone. I commissari fra maggioranza e opposizione non trovavano la quadra circa chi far entrare per questo sopralluogo. L'opposizione reclamava il diritto a tutti di poter visionare questa struttura perché le commissioni sono pubbliche. Dall'altro però c'è una questione di ordine pubblico, perché siamo in una struttura che comunque era chiusa da tanti anni, e quindi la responsabilità anche del commissario, del presidente della commissione Lorenzo Giorgi, era quella che se qualcuno inciampa si fa male, di chi è la colpa? Quindi siamo nell'alveo della sicurezza da una parte e della democrazia dall'altra. Detto questo però diamo una rapida carrellata e sguardo a questo luogo. Ovviamente è stato di abbandono da tanto tempo, quindi calcinacci, fogli di plastica, in qualche modo rifiuti di varia natura, scatoloni, scale, cartoni, scaffali che sono dissestati. La struttura ha le volte in pietra e si presenta come abbastanza solida, e anche la metratura, sebbene sia abbastanza longitudinale, cioè si sviluppa molto in lunghezza più che in ampiezza, abbiamo modo di vederla come comunque sufficientemente capiente per poi poter organizzare qualcosa all'interno, se stiamo parlando di mera questione di metratura. Poi se invece la poniamo su un profilo di sicurezza, quello è tutto un altro paio di maniche. Bisogna capire da parte dei tecnici, ingegneri, geometri, architetti o anche chi è preposto alla sicurezza negli enti pubblici, se ci sono le condizioni per creare all'interno di questo posto un centro di accoglienza seppur di bassa soglia. Ci sono queste strutture che verosimilmente saranno smontate se questo luogo sarà utilizzato, anche perché non si conoscono le condizioni effettive della stabilità di questi immobili, perché sono tutte installazioni che si possono smontare. Guardiamo velocemente il fondo, dalla parte in cui sta riprendendo Gianluca Valenta, proprio in fondo sfociamo fondamentalmente in via Flavio Gioia, quindi siamo entrati noi invece dal lato del silos, dal lato opposto, perché il dipendente comunale che aveva le chiavi per l'accesso ce le aveva per questo varco di ingresso, ha veramente 2 passi dalla rampa per l'accesso al posteggio del silos. Dicevo prima che al netto di un sopralluogo che in verità poco ci può dare da un punto di vista tecnico, oggi c'è molto di politico in questo luogo. Sentiamo Lorenzo Giorgi. Ecco, per farvi capire il clima, Laura, che c'è un po' di esasperazione proprio perché il tema è diventato anche partitico e quindi c'è un po' di discussione in corso, perché sono i tanti che vogliono entrare. Allora all'inizio non potevano, in seconda battuta è stata deciso per un rappresentante per associazione, i cittadini invece restano fuori, i giornalisti sono entrati subito dopo, i commissari sono già all'interno, un attimo di confusione, ma dettato anche da un argomento, quello dell'accoglienza, quello delle decisioni politiche riguardo come gestirla, che sappiamo essere molto accese in città, e non da oggi ma da diverso tempo. Se vogliamo nuovamente dare uno sguardo più vocato a quello che è il luogo, diciamo che fondamentalmente, tolto il soffitto e tolti le strutture che sono presenti, non c'è nient'altro, non ci sono tavoli, non ci sono servizi igienici, non sono allacciate le utenze, ci è stato detto dal dipendente comunale, quello che proprio ha aperto il varco, quindi non c'è un allaccio elettrico, non c'è un allaccio idrico e chiaramente non ci sono utenze che possano essere di linea fibra ottica, o comunque servizi di questo tipo. Poi sarà la politica a decidere se questo luogo potrà essere idoneo per ospitare
i richiedenti asilo, per creare una, come dicevo poco fa, una struttura di bassa soglia. Bassa soglia vuol dire di alta rotazione, cioè chi viene a Trieste e intende andare via perché intende raggiungere qualche parente o altre destinazioni, potrebbe, secondo l'idea di queste associazioni, dei cittadini che hanno raccolto le firme, puntare su questo luogo. Chi invece ha intenzione di rimanere a lungo tempo, invece l'identificazione che è stata data è quella del campo scout di Campo Sacro. Ora Laura, io ti restituisco la linea, seguiremo ancora un po' la commissione, poi ci dovremo spostare altrove. A voi. Grazie Bernardo Gulotta. È sicuramente molto interessante entrare con le telecamere all'interno della struttura che vediamo da fuori e da tempo abbandonata. Ho visto che scuoteva la testa quando si parlava della soluzione più strutturale del campo di Ostello Scout di Campo Sacro, no? Diceva che forse non è una soluzione ottimale, secondo lei? Vede, c'è da considerare una cosa, il problema è generalizzato, il problema è non solo nazionale, però va considerato che cosa dobbiamo dare e che cosa dobbiamo cercare di prospettare, perché il sistemare le persone per una settimana, un mese, 2 mesi, 3 mesi, le si trovano. Certo. La collocazione per evitare che questa gente viva in maniera dignitosa si trovano. Non è certo il silos dove si rifugiano ora la soluzione, non è certo la Piazza della Libertà, assolutamente no, perché è disumano, però dobbiamo capire che cosa vogliamo e possiamo fare. Questo è il concetto fondamentale, perché la sistemazione, ripeto, la si trova, ma non possiamo se non prospettare qualche cosa. Questi sono i problemi fondamentali. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei dottoressa, sono Giorgio. Allora buongiorno. Io volevo brevemente porre tre quesiti al suo ospite, di cui sto seguendo appunto la presentazione, no? Il candidato sindaco di Morupino, e l'ho sentito molto appassionato, quindi questo sicuramente depone a suo favore, però 3 domande secche. Allora io volevo chiedergli se lui è residente a Morupino. Poi volevo chiedergli da quale settore, visto che prima appunto ha menzionato i nuovi giovani che dovrebbero andare ad affiancare la sua attività o comunque quella di chi verrà eletto, e da quale settore produttivo proviene. Immagino che il suo ospite sia in pensione o comunque a ridosso del pensionamento. Okay? E dopo così una mia curiosità a livello personale, senza così più a titolo di veramente di curiosità, ma lui assomiglia moltissimo a un signore che ha fatto la comparsa in uno dei vostri spot pubblicitari. Volevo chiederle se effettivamente è lui oppure no. Tutto qua, vi ringrazio e vi saluto. Grazie Giorgio, buona giornata a lei. Allora, possiamo rispondere a tutti e 3 i quesiti. No. Allora guardi, le rispondo all'ultimo e le dico sì, sono stato io, perché il mio amico Alberto Polacco era candidato e di conseguenza mi sono prestato per girare questo spot, che è stata anche una cosa simpatica. Ha avuto grande successo, è vero. Per quello che riguarda la mia situazione, io sono pensionato da ormai 7 anni, però come lei ben vede ho molta voglia di fare, perché aver raggiunto la pensione non significa sedersi su una poltrona e limitarsi a leggere il giornale. Per quello che riguarda la residenza, non sono residente a Monrupino, vivo a Trieste. Le posso dire che io sono arrivato a Trieste nel lontano 1975, proveniente dalla Liguria, come ufficiale di complemento destinato al reggimento Piemonte Cavalleria, dove ho prestato la mia opera. Non sono residente a Monrupino e credo che questo sia un punto di vantaggio, perché, come dicevo poc'anzi, la possibilità di essere scevro da qualsiasi tipo di vincolo di amicizia o di familiarità, per cui l'imparzialità totale e assoluta nell'ascolto, nell'esecuzione di ciò, delle tematiche, e nel portare avanti determinate idee.
Parlava fra l'altro prima dei punti caldi, insomma, che intenderebbe affrontare, a cominciare dal verde, dallo sviluppo turistico, ma anche i trasporti. I trasporti sono un nodo non da poco per Monrupino. Certo, Monrupino è abbastanza isolato. Adesso ultimamente mi pare dal 2 di aprile, non ricordo bene la data, ma è stata prolungata la corsa della 64 fino a Fernetti, questo per permettere anche ai familiari delle persone residenti nella casa di riposo di poter raggiungere i loro congiunti. Nello stesso tempo però questa linea 64 è molto affollata da parte di questi famosi minori che scendono e vengono in città per raggiungere i loro amici. La difficoltà sta proprio nel collegamento serale con Monrupino, tant'è vero che da quello che io ho sentito c'è un'esigenza da parte delle famiglie che hanno i figli che vanno a scuola e finiscono tardi, che fanno attività alternative dopo l'orario scolastico, quindi dalle ore 20 in poi non c'è più nessun collegamento da Opicina a Monrupino. Monrupino e le altre frazioni che sono limitrofe, e questo è un problema serio che va affrontato con gli enti di pertinenza, con la Regione, con la Trieste Trasporti. Io arriverei anche ad ipotizzare un mezzo ecologico che potesse collegare e dare un servizio continuativo proprio per agevolare anche le famiglie che sono costrette ad andare a prendere i figli ad Opicina in orari magari anche disagiati per la famiglia. Ecco, questo è il concetto del trasporto. Per quello che riguarda c'è l'altro problema che è quello della sanità. La sanità è molto sentita perché attualmente mi consta sapere che c'è un medico che però ha degli orari molto limitati, e il concetto della sanità è lo stesso della sicurezza, perché la sanità rientra sempre nell'ambito della sicurezza, cioè la persona anziana che non sa su che cosa fare riferimento diventa un problema, e quindi comincia l'ansia, comincia la paura, e questo è un problema che va risolto attraverso la Regione, magari cercando un aiuto con l'assessore Riccardi, ma va risolto tassativamente. Chiarissimo. Allora, una telefonata, pronto? Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, c'è qualcuno in linea, sempre Giorgio, mi scuso per il disturbo, ho ravvisato una piccola discrepanza tra quanto ha sostenuto il suo ospite. Allora ha ripercorso quello che sono le sue vicissitudini in ambito lavorativo, ha omesso però di dire che non ha fatto l'ufficiale di complemento, ha fatto la guardia giurata. Mi corregga se sbaglio, e questo nell'ottica della trasparenza in base alla quale i candidati sindaci si vorrebbero rapportare alla cittadinanza. Grazie. Qui voleva arrivare Giorgio. Allora, signor Giorgio, io non ho omesso nulla, io ho detto come sono arrivata a Trieste e che cosa ho fatto. Il fatto della guardia giurata non ero proprio una guardia giurata, io ero socio di una società di sicurezza nella quale operavo all'interno della centrale operativa. E sono stati gli ultimi anni che io ho svolto come attività, perché precedentemente ero responsabile commerciale di un'azienda che commercializzava automobili a Udine, e nel momento in cui ero stanco di fare avanti e indietro ogni giorno Trieste e Udine, ho cercato di trovare un'altra alternativa a Trieste. Mi è stata offerta questa possibilità e gli ultimi anni, prima del raggiungimento della pensione, li ho fatti nell'ambito di questo tipo di lavoro. Tra parentesi, nell'ambito di questo lavoro ho avuto anche la specializzazione per quello che riguardavano i corsi di sicurezza per i porti e gli autoporti, ai quali mi sono dedicato. Non c'è nessun tipo di omissione, e se il signor Giorgio ha ulteriori richieste da fare, ben lieto di potergliele soddisfare.
Allora, ci arrivano anche altre richieste da parte dei telespettatori via mail. Dunque, Claudio Visintin dice buona giornata al candidato che ammiro tantissimo, persona specchiata e moderata, da Claudio Visintin. Sicuramente Mauro Rupino darà, in caso appunto di elezione del sindaco, darà voce a chi finora non l'ha avuta per garantire sviluppo e benessere sul territorio. Quali sono i suoi progetti per Mauro Rupino? Ne abbiamo già parlato, no? Comunque mi piaceva leggere insomma questa mail. Poi c'è anche il nostro amico Gianni che scrive alla conduttrice, all'ospite, un augurio di buona giornata a ogni rappresentante di questa competizione elettorale. Chiedo una sola cosa: di salvaguardare nella sua integrità il nostro gioiello. Ai miei tempi un folle progetto politico voleva instaurare una zona industriale, noi triestini, si riferisce al Carso, no? In generale, certo. Noi triestini abbiamo lottato affinché ciò non si avverasse. Ricordo e mando un segno della nostra vittoriosa battaglia, non facile, poiché quasi tutto l'arco costituzionale la voleva per creare, secondo loro, un buon clima con la ex Jugoslavia. Insomma, comunque dice salvaguardiamo il Carso anche certo. Proprio dal punto di vista del patrimonio ambientale, certo. No? Ne parlavamo prima. Mi perdoni, per replicare al signor Giorgio, sì. Vorrei ricordare che io sono arrivato nel 75 come sottotenente, nel 76 ho partecipato agli aiuti per il terremoto, sono stato decorato di medaglia dal ministro Zamberletti per quello che riguardava l'opera prestata alle popolazioni terremotate mi sono congedato, sono stato richiamato conseguendo il grado di capitano e sono stato anche presidente dell'Associazione d'Arma di Cavalleria per 4 anni, dal 2015 al 2019. Così completiamo il curriculum, giustamente. Allora, vorrei sapere, ci scrive Igor, se il candidato parla sloveno e cosa ne pensa della slavofobia presente copiosamente nel centrodestra, sostiene Igor. Non vedo nessuna slavofobia, non esiste, non c'è. È un territorio dove si parla una seconda lingua, probabilmente in molti è la madrelingua, che va rispettata. L'articolo 6 della Costituzione lo dice chiaramente, vanno rispettate tutte le forme di linguismo, di cultura linguistica. Io non parlo lo sloveno, però nell'ambito comunale c'è sempre, e nel consiglio comunale c'è sempre il traduttore simultaneo. Qualcuno che lo parla sicuramente. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Abbiamo pochissimi minuti. Sì, buongiorno, sono Andrea da Trieste e mi congratulo col signore presente in studio, di cui non ricordo il nome, anche Fabio se l'avete nominato. Fabio Tognoni, e devo dire che mi sorprende. Buongiorno signor Tognoni, la ringrazio della sua pacatezza, della sua intelligenza e della sua, non so, l'unico commento che mi sento da fare, mi sorprende che una persona così accorta, attenta e devo dire anche delicata negli interventi si candidi col centrodestra. Non ci sarà una slavofobia nel centrodestra, c'è una grande islamofobia che purtroppo sta generando tantissimi guai. L'Italia sta andando verso allora su questo voleva concentrarsi il nostro telespettatore. Grazie, sì, purtroppo abbiamo davvero pochi secondi, consentiamo al candidato eventualmente di replicare. Telegrafico. Guardi, io credo che alla base di tutto ci sia il rispetto generalizzato nei confronti di tutti, nei confronti delle culture, nei confronti delle religioni, nei confronti delle origini e delle appartenenze. Se c'è il rispetto nei confronti di tutti, c'è la possibilità di convivenza, perché nella democrazia e nella libertà è la libertà di tutti. Quindi io credo che tutto questo sia alla base di ogni principio. Benissimo, grazie al nostro ospite Fabio Tognoni, candidato sindaco centrodestra per Monrupino. Grazie per essere stato con noi, torni presto a trovarci. Grazie qui a Sveglia Trieste e ai gentili spettatori. Grazie molte anche a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata a tutti. Buona giornata a tutti.